Buon giovedì, buongiorno, ben ritrovati come sempre in diretta con Prima Edizione, tanta informazione ovviamente, collegamenti sul territorio, vi daremo tutte le notizie con cui si apre questa giornata, saremo insieme fino alle 14:30, tanti i temi di cui discuteremo a partire dal caro energia e caro materie prime che di fatto pare stia bloccando i cantieri, le stesse aziende scelgono di pagare la penale piuttosto che andare avanti con la gestione di un cantiere che sarebbe insostenibile per i prezzi che sono stati pattuiti alla fonte, proprio perché le materie prime sono aumentate e anche qui cercheremo di capire se si tratti anche di speculazione e non solo di effetti legati alla guerra. Poi parleremo di sanità e parleremo anche di sociale con la Presidente Paola Roma della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, perché tutti i progetti legati al PNRR del sociale sono stati approvati, quindi i soldi arriveranno e i progetti presentati dalla Marca Trevigiana appunto hanno ottenuto il finanziamento. Avremo con noi il Presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Oscar Bernardi, con lui il tema dei cantieri ma anche il tema del lavoro, e poi in chiusura un dibattito politico con diversi partiti. Parleremo di imprenditoria femminile, di parità di genere, di lavoro e anche di reddito di emergenza. Ma partiamo come sempre con la cronaca, andiamo a Montebelluna dove c'è stato un incidente, una cinquantenne è stata investita da un furgone questa mattina mentre cercava di rincorrere il suo cane. Vediamo. Grave incidente alle prime luci di questa mattina a Montebelluna, dove una donna di 50 anni è stata investita da un autocarro condotto da un coetaneo di Castelfranco Veneto. La donna, rimasta ferita, stava attraversando la strada per recuperare il cane che le era appena sfuggito. Il conducente del furgone, che procedeva in direzione di Montebelluna, non ha potuto evitare l'impatto, con la cinquantenne sbalzata violentemente a terra alcuni metri più in là. L'episodio è accaduto a Biadene, lungo via Feltrina Nord, alle 5 del mattino. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Treviso Emergenza, che ha trasportato la malcapitata all'ospedale Cafoncello. La donna, giunta in serie condizioni, ha riportato diverse fratture su tutto il corpo. Dei rilievi dell'incidente si sono occupati i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Montebelluna, che hanno raccolto tra gli altri elementi anche la testimonianza dell'autista dell'autocarro. C'è un altro incidente stradale, questa volta invece siamo a Isola Vicentina, quindi in provincia di Vicenza. Vediamo cos'è accaduto. Isola Vicentina, uno schianto tra un'auto e un furgone ieri nel tardo pomeriggio lungo la SP46 in via Vicenza, dove sono rimasti feriti i due conducenti. Intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente dell'auto, che è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM, come anche l'autista del furgone. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale a Vicenza. Il traffico è stato deviato dalla polizia locale per eseguire i rilievi e le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. Restiamo nel Vicentino questa volta per parlare di baby gang. Siamo a Camisano Vicentino. È stata aggredita sotto casa da una baby gang, minori che hanno accerchiato la 59enne a Camisano Vicentino. L'hanno minacciata e fatta cadere a terra per rubarle il cellulare, caduta che le ha procurato delle abrasioni. I responsabili, tutti minorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri e uno di loro ha aggredito anche un militare, giudicato guaribile in 10 giorni. I militari dell'Arma hanno arrestato in flagranza per rapina aggravata in concorso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale 2 minori di 15 e 16 anni e altri 3 di età compresa fra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di coltelli e tirapugni. Tutto è successo il pomeriggio del 30 aprile, quando la 59enne ha contattato il comando. Poco prima, sotto casa sua, aveva sentito delle urla concitate che provenivano dalla strada. Scesa per verificare cosa stesse accadendo, in base alle ricostruzioni delle forze dell'ordine sarebbe stata accerchiata da un gruppo di ragazzi, mentre uno degli arrestati la offendeva e la minacciava, il secondo le rubava il telefono cellulare facendola cadere. A questo punto i giovani si sono dileguati. 4 di loro sono stati bloccati a poca distanza, il quinto, successivamente riconosciuto dalla vittima come autore della rapina, per evitare il controllo ha aggredito uno dei militari. Oltre a trovare il telefono della signora a poca distanza, le perquisizioni personali hanno permesso di rinvenire nella disponibilità degli arrestati 2 passamontagna e un coltello, mentre i restanti 3 sono stati trovati in possesso di passamontagna, coltelli e tirapugni. Allora, con la
cronaca, restiamo nel Vicentino, controlli importanti eseguiti in queste ore a Lonigo. Attività mirata di controllo del territorio, la necessità di presidiare alcune aree era emersa durante un confronto tra questore e sindaci delle amministrazioni di Lonigo, Sarego, Valliona e Alonte. Scattata l'operazione con la partecipazione di contingenti di tutte le forze dell'ordine, monitorate le zone dove si concentrano episodi di degrado urbano come spaccio di stupefacenti. Controlli mirati alla stazione degli autobus di Lonigo, utilizzata dagli studenti degli istituti scolastici che hanno visto impiegati anche i cani antidroga della finanza. Attenzionati i parchi pubblici, la pista ciclabile ed alcuni esercizi. Controllate in tutto 130 persone, di cui 11 con precedenti. Il questore ha disposto 3 fogli di via, 5 avvisi orali e un ordine di allontanamento nei confronti di un albanese gravato da precedenti. Sono diversi gli episodi di cronaca di cui ci siamo occupati in questi giorni, dal tragico incidente di Paese al tentato omicidio nel Padovano all'Arcella, dove appunto una 50enne infermiera è stata accoltellata dal marito con cui si stava separando. Li ripercorriamo. Ha afferrato il coltello da cucina e l'ha colpita alle spalle mentre stavano discutendo all'interno del loro appartamento in via Beato Cafasso nel quartiere Arcella di Padova. Non voleva che la loro storia d'amore finisse, un amore malato, ossessivo per Stefano Fattorelli, 51enne, finito in carcere ancora una volta per aver usato violenza nei confronti di una donna, una 50enne infermiera padovana con cui stava divorziando. Non è la prima volta che l'uomo è coinvolto in un fatto di sangue, è pluripregiudicato per omicidio e stalking. Nel 1999 a Grezzana, nel Veronese, Fattorelli uccise con 33 coltellate l'ex compagna dell'epoca, Vilma Marchi. Per questo omicidio era stato condannato a 12 anni di carcere, ma ne aveva scontati 6. Poi era stato condannato per stalking nel 2011 per aver minacciato e perseguitato una psicologa 54enne conosciuta mentre era in carcere, con cui aveva iniziato una relazione. Fattorelli era tornato così nuovamente in cella. Una volta uscito di prigione aveva iniziato una nuova vita e poi aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, che ieri, in preda alla rabbia, ha accoltellato alle spalle durante l'ennesima discussione. Il tentato omicidio è avvenuto nell'appartamento che avevano condiviso per un po' di tempo all'Arcella, un rapporto che era finito, lo testimoniano anche i messaggi che l'uomo scriveva su Facebook lo scorso 20 aprile. Ieri la donna era andata lì per chiarire, conosceva il passato del suo ex, ma non pensava che potesse nuovamente arrivare a tanto. Colpita alle spalle ha iniziato a urlare disperata. Le sue grida hanno allarmato i vicini, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati in via Cafasso, i militari hanno trovato la donna riversa a terra e ferita. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. Stefano Fattorelli ha tentato la fuga in strada, ma è stato bloccato e portato in caserma, poi arrestato ancora una volta. E poi il caso di Paese, la vita del giovane Davide Pavan stroncata sulla strada, a investirlo, travolgerlo mentre era in sella al suo scooter un poliziotto con un tasso alcolemico oltre il consentito. Siamo distrutti dal dolore, così la mamma del giovane poliziotto indagato per l'incidente stradale. Siamo distrutti dal dolore per la morte di quel povero ragazzo, siamo troppo abbattuti da questa tragedia, non riusciamo a far altro. Ci risponde così, con gentilezza, la signora Yolanda, mamma di Samuel Seno, quando la contattiamo per capire se desideri rivolgere un messaggio all'altra mamma, quella di Davide Pavan, lo studente morto domenica sera a Paese, travolto dall'auto guidata dal 28enne agente della questura di Treviso. Preferisce rimanere in silenzio Yolanda, anche e soprattutto, ci dice, per il rispetto del dolore dei genitori di Davide. C'è un filo che le lega, Yolanda e Barbara, 2 dolori differenti, profondi, che in qualche modo si cercano, ma allo stesso tempo per pudore, per intima comprensione, rimangono a distanza. Barbara ha voluto il numero di telefono di Yolanda. Non so neanche mai se lo userò, sinceramente. Non la voglio vedere adesso, anche se lei non ha colpa. Entrambe sanno che non sono le parole ora il mezzo più giusto per condividerlo, il dolore. Lo sarebbe forse di più uno sguardo. Yolanda, mamma del giovane poliziotto sotto inchiesta per omicidio stradale, positivo all'alcol test domenica sera con un tasso nel sangue di 1,10 grammi per litro, ha contattato il parroco di Morgano, don Mario Vanin, esprimendogli il desiderio di incontrare i genitori di Davide.
La stessa volontà di suo figlio Samuel, ma ora, ha risposto il sacerdote, è troppo presto, perché lo strazio di Barbara e del marito Claudio è inumano. 2 giorni che non dormo. E vado sempre in camera sua per vedere se c'è. A dargli i baci, perché gli do sempre tanti baci. Alla sera e la mattina prima di andare a lavorare. Sempre, sempre. 17 anni che gli do baci, mattina e sera. Non salto una volta. Adesso vado là e bacio il cuscino che ce l'ha. E gli ho detto a mia moglie di non lavare la roba per sentire ancora il suo odore. A Morgano gli amici di Davide stanno organizzando una veglia e un ritrovo al campo sportivo, ma la data rimane da stabilire. Domani sul corpo dello studente del Max Planck verrà eseguita dal medico legale Alberto Furlanetto l'autopsia, un atto dovuto, disposto dal PM Mara De Donà per avere un quadro completo di ciò che è avvenuto in via Olimpia l'altra sera, quando Samuel ha salutato i compagni del rugby paese mettendosi al volante per rientrare a casa. Nel suo sito la società ha dedicato alla giovanissima vita stroncata un post dal titolo Nel silenzio. La foto di Davide in sella alla sua amata moto e una citazione di Tiziano Terzani, così da unirsi al dolore insopportabile, si legge, della famiglia Pavan. Ci fermiamo, lasciamo per un attimo da parte la cronaca perché c'è un'altra notizia che in qualche modo tocca a tutti quanti ed è legata al conflitto con la Russia, o così pare che lo sia. Nella notte c'è stato un attacco hacker, si parla di cyber guerriglia, hacker russi pare, e cercheremo di capire anche questo, che hanno colpito i siti del Senato e del Ministero della Difesa. Proviamo a capire qualcosa in più rispetto a questo che a tutti gli effetti è l'ennesimo attacco hacker che stiamo vedendo dopo quello al sito dell'ULSS 6 di Padova. Lo facciamo con un esperto imprenditore informatico, Alberto Zanol, che ha curato la sicurezza dell'app Immuni. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Che cosa è successo esattamente? Ci aiuta a capire? Sì, diciamo che dall'inizio del conflitto in Russia si sono creati 2 schieramenti, chiaramente uno che supporta l'Ucraina, uno che supporta la Russia, e hanno portato la guerra, come dicevi anche tu poco fa, sul versante cibernetico, no? Digitale. Sono iniziative che mirano a dare atti dimostrativi e a creare dei problemi. Nel caso specifico sia il Ministero dell'Interno che il Ministero della Difesa sono stati attaccati con quello che tecnicamente si chiama un attacco di DOS. Un attacco di DOS cos'è? È semplicemente sommergere i siti web e i server in questo caso il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni, per bloccare la capacità di risposta dei siti stessi. Quindi non è di fatto un attacco a scopi di lucro, ma è un attacco volto proprio a dimostrare la capacità di attacco e a interrompere i servizi dati ai cittadini. Sappiamo poi che ovviamente la Difesa e gli Interni hanno anche delle applicazioni interne, quindi l'operatività dei ministeri non ne risente direttamente, però vengono bloccati gli accessi ai servizi al cittadino e quindi i servizi pubblici di accesso di pubblico dominio. Quanto può durare però questo? Allora, l'attacco può durare in realtà molto poco, perché ci sono già una serie di misure per poter mitigare il danno e reagire all'attacco. Il problema è che, ahimè, nel mondo web, nel mondo digitale, nel momento in cui si subisce un attacco, prima di ripristinare il servizio si deve essere sicuri che la mitigazione del rischio, quindi la risoluzione del problema, sia efficiente. Altrimenti si incorre in cicli continui di attacco che portano a bloccare il servizio per giorni o per settimane, come è successo anche per esempio alla Regione Lazio l'anno scorso, se ricordate. Quindi la prima cosa da fare, anche per dare modo agli inquirenti e dare modo ai servizi di pubblica sicurezza di capire fino in fondo dove è avvenuto l'attacco e quali sono stati i punti deboli della catena, è quello di capire dove è avvenuto, risolvere il problema per evitare che si ripresenti in futuro. Questo attacco è stato rivendicato. Che senso ha rivendicare un attacco? Cioè è una sorta di avvertimento politico? Sì, assolutamente. Gli attacchi di questo tipo, quando sono portati ad aziende private, sono attacchi che mirano all'estorsione. Conosciamo anche i cryptolocker, quindi dei file che bloccano, dei virus, chiamiamoli, dei malware che bloccano i file delle aziende, bloccano l'operatività e il business delle aziende. Quelli sono fatti proprio per
estorcere denaro sostanzialmente. Questo tipo di attacco invece è un attacco di tipo dimostrativo, serve a far capire che c'è una potenza di fuoco schierata dall'altra parte e che ha la capacità di causare dei problemi. Quindi di solito è ritenuto un primo avvertimento, diciamo, ha un valore simbolico che dimostra la potenza di fuoco del potenziale nemico. Ricordiamoci che, ho avuto modo di dirlo anche a un simposio un paio di settimane fa, questi attacchi hacker non sono portati da il ragazzino nel sottoscala della mamma col suo computerino o la sua connessione via cellulare. Ci sono proprio dei collettivi di persone che si riuniscono. Noi di Mobisec siamo entrati anche nelle chat Telegram sia dei gruppi che supportano l'Ucraina sia di gruppi che supportano la Russia, per capire anche come funzionano queste dinamiche. Sono collettivi di persone indipendenti che però si uniscono in un gruppo, condividono degli scopi, condividono le informazioni e quindi evidentemente l'attacco è un attacco strutturato e organico, quindi è molto difficile da prevenire e difficile anche da contrattaccare. Diciamo, non è dato in mano al singolo che prende le iniziative, ma sono proprio dei collettivi di come si finanziano questi collettivi allora? Voi Allora, sì. Parte di queste persone sono attive anche in altri collettivi o altre unioni di hacker. Ricordiamo che ci sono i black hat, detti black hat, quindi cappelli neri, che sono gli hacker cattivi, e i white hat invece che sono, come noi per esempio di Mobisec, gli hacker buoni che aiutano le aziende e la pubblica amministrazione. Ecco, i black hat, che sono la maggior parte di persone che si raggruppano in questi collettivi, hanno delle attività sempre legate all'hacking cattivo, sempre legate ai cyberattacchi. Come dicevo prima, per esempio, usano CryptoLocker o attacchi aziende, quindi taglieggiano e chiedono soldi o rubano dati e poi li rivendono perché hanno un valore sul mercato, evidentemente i dati, i contatti delle persone, i dati privati. Quindi un messaggio un po' all'Italia, sì. Sì, si sostentano appunto con queste attività poco lecite e di fatto raccolgono i fondi per usarle poi per scopo politico in altre situazioni. Poi c'è anche da dire che in alcuni casi questi collettivi vengono finanziati da enti governativi. Non è il caso dell'Italia, ma è il caso della Russia, per esempio. Immagino che ci siano comunque degli interessi da portare avanti anche di carattere più pragmatico, diciamo. Quindi raccolgono fondi anche da enti parastatali o governativi o paragovernativi. Senta Alberto, ma insomma, al di là di in qualche modo mettere in crisi un sito, quindi non permettergli di svolgere delle funzioni per l'utente, lei ritiene che questa sorta di cyberguerriglia possa anche arrivare a qualcosa in più? Cioè, sì, assolutamente. Fino a dove si può arrivare? Ecco. Allora, il rischio reale che stiamo analizzando anche noi nella nostra azienda è che degli attacchi dimostrativi come questo si spostino, ahimè, anche nella realtà quotidiana delle persone. Lo diciamo da anni, ormai in casa noi abbiamo degli oggetti che sono connessi a internet. Partiamo dalle smart TV, ma oggi ci sono anche i frigoriferi, ci sono le automobili, e quindi un tipo di attacco di questo tipo può, siccome tutte le informazioni passano tramite il canale internet, di fatto possono arrivare ad avere un impatto anche sulla nostra operatività. Quindi a partire da aziende che supportano il nostro day by day, come la banca, l'assicurazione o che ne so io, il portale per fare la spesa online, in realtà questi attacchi possono arrivare anche all'interno delle nostre case. Come ci tuteliamo, Alberto? È il motivo per cui è necessario, sempre detto e sempre continuerò a dirlo, elevare un attimino la cultura comune delle persone, cioè sapere che portandoci a casa anche banalmente l'Alexa o il Google Home stiamo introducendo in casa un vettore di possibile attacco, ok? O anche con una smart TV o un frigorifero intelligente, quindi sapere che ci stiamo assumendo un rischio. Poi il bilanciamento rischio-beneficio può essere sbilanciato verso il beneficio e va bene, ma dobbiamo essere coscienti di questa cosa. In più, ma sono già nate delle iniziative governative in questo senso, si devono creare degli standard di sicurezza a livello normativo, proprio a livello nazionale normativo, che obblighino i produttori e i venditori di questi prodotti a sottostare a uno standard minimo di sicurezza. Okay. Altra parte importante ce l'hanno evidentemente i carrier telefonici, e quindi quelli che danno la connettività, che devono vigilare e verificare che effettivamente
siano protetti i canali di comunicazione che arrivano nelle nostre case e nelle nostre aziende. Alberto, grazie davvero per la disponibilità anche all'ultimo, visto che appunto è un'ultimissima notizia che abbiamo avuto. Noi ci siamo sentiti in mattinata, quindi grazie ancora davvero per aver chiarito insomma questi aspetti anche a noi profani del settore. Grazie, buona giornata Alberto Zanol. Grazie altrettanto. Imprenditore informatico, noi adesso invece ci colleghiamo con l'assessore regionale Roberto Marcato, che è, mi dicono già, collegato e in qualche modo con l'assessore. Buongiorno assessore, grazie per essere con noi, assessore allo sviluppo economico e attività produttive della Regione del Veneto. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, ci siamo lasciati con un imprenditore informatico, quindi insomma sempre di attività produttive si tratta, parlando di questo attacco hacker che c'è stato, quindi il livello del conflitto entra anche nel cyberspazio e sta diventando una cyberguerriglia, ma poi se torniamo a casa nostra vediamo che ce ne sono altre di guerriglie. Questa mattina il Gazzettino apre con un ampio approfondimento legato ai costi delle materie prime. Ce ne siamo occupati molto, ma questi costi sono talmente alti che stanno addirittura bloccando i cantieri per i comuni, cantieri per le scuole. Poi tutti questi cantieri aperti con il super bonus 110 sono bloccati. Allora, assessore, dal vostro punto di vista, dal punto di vista della Regione, intanto come si può intervenire e che intenzioni ha lei, se vedrà anche gli imprenditori, vedrà gli artigiani, se ha in mente anche degli incontri con gli industriali proprio per provare a analizzare le nostre vie di fuga? Allora, intanto dobbiamo dire che è del tutto evidente che c'è una speculazione enorme in corso, perché ci sono sì in parte delle motivazioni, come dire, tecniche di mercato dovute alle tensioni internazionali, ma molti rialzi sono frutto di speculazioni dovute anche al super bonus che ha fatto esplodere la richiesta, la domanda rispetto all'offerta. E poi è del tutto evidente, quando si è tra virgolette in economia di guerra, ci sono anche speculazioni assolutamente giustificate, quindi la Regione di fronte alle speculazioni può far poco, perché ahimè può far poco anche l'Italia e l'Europa di fronte alle speculazioni, perché purtroppo ci sono. Noi siamo in contatto evidentemente quotidianamente con gli imprenditori, con le associazioni di categoria. Stiamo aspettando l'ok dalla Commissione europea sul piano che abbiamo mandato a Bruxelles per quanto riguarda i fondi europei. Mi auguro che, visto che stiamo vivendo anche una situazione abbastanza particolare, ci diano l'ok quanto prima, in modo tale da partire con i nuovi bandi dedicati alle imprese, perché questo è quello che noi dobbiamo fare. E dopodiché l'augurio è che si possa ritornare in un alveo di normalità che rimetta tutto in una condizione un po' più serena. Senta, c'è qualche settore, io so che lei ha approfondito molto tutta la questione dei mastri vetrai, no? Quindi Burano, Murano, li avete anche aiutati. Ci sono altri settori che sono in particolare difficoltà e su cui la Regione Veneto sta tenendo alto il livello di attenzione? I settori delle nostre... Sì. Prego. Ma io sono reduce da un incontro fatto ieri a Bassano, dove grazie all'organizzazione di Confindustria Vicenza ho incontrato, chiamiamolo, il distretto del riscaldamento, dove ci sono tutta una serie di produttori più o meno grandi, più o meno piccoli, che vanno da Padova, Vicenza e Verona, che sono leader nella produzione di caldaie, di bruciatori. Ecco, quello per esempio è un settore che, se noi non governiamo, rischiamo di perdere, e lì sono coinvolti 7.000 addetti e abbiamo un fatturato di 2 miliardi di euro di PIL, quindi stiamo parlando di realtà consistenti. Ecco, loro chiedevano e chiedono alla Regione di assumersi la responsabilità di coordinare una transizione ecologica verso l'idrogeno che consenta a queste aziende
di seguire questa transizione adeguando la tecnologia per arrivare poi alle caldaie ad idrogeno. Perché la cosa straordinaria è che nei paesi che stanno già usando queste tecnologie usano i prodotti che facciamo noi, cioè noi che li facciamo non li installiamo in Italia, ma in Austria, in Germania, in altri paesi diciamo più evoluti di noi dal punto di vista energetico li installano. Ecco, allora io ho ovviamente accolto questa richiesta e noi metteremo in disponibilità Veneto Sviluppo con il Comitato Tecnico Scientifico, metteremo in disponibilità le nostre strutture per collegarli al PNRR e poi c'è questo grande contenitore che abbiamo fortemente voluto che è Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, dove con le aziende, le università e le associazioni di categoria noi faremo progetti che consentiranno al Veneto di diventare non solo autosufficiente ma regione benchmark per quanto riguarda le energie rinnovabili, che oggi, come tutti voi ben sapete, sono uno dei driver di assoluta attualità, visto quello che sta succedendo. Attenzione, abbiamo perso il collegamento con l'assessore Marcato, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Di solito sono cose che impiegano davvero pochi secondi. Avete sentito il tema, a parte il distretto del riscaldamento, il tema è quello di favorire una transizione energetica puntando sull'idrogeno e quindi su una sorta di decarbonizzazione del territorio. Vediamo se riusciamo. Assessore, è con noi? Assessore, non la... Noi adesso sì, si è bloccato per un attimo il... Si è bloccato il collegamento. Io ci sono. Benissimo, ok. Allora continuiamo, le chiedo appunto di chiudere il ragionamento che stava facendo. Si parlava appunto del puntare sull'idrogeno, di questo distretto diciamo del riscaldamento, decarbonizzazione e ovviamente è la direzione verso cui anche l'Europa ci chiede di andare. Ed anche alla luce di questo le chiedo dal PNRR, sappiamo che tutti i progetti presentati per il sociale, ad esempio dei comuni della Marca Trevigiana, sono stati approvati. Quali certezze abbiamo noi per quanto riguarda il PNRR e che rischio c'è che questo aumento di costi, questo aumento di materie prime possa spostare i fondi che di fatto a noi sarebbero destinati per altro? No, allora, noi abbiamo chiesto, l'ho fatto io personalmente, l'ha fatto il Presidente Zaia, noi abbiamo chiesto di rivedere il PNRR alla luce di quello che è successo, perché noi abbiamo immaginato un PNRR in assenza di guerra. È evidente che con quello che è successo sono cambiate anche le esigenze, perché adesso il tema energetico diventa il tema, non è uno dei tanti temi, diventa il tema. E anche la sostenibilità delle nostre aziende di fronte all'incremento delle materie prime, al costo energetico, diventa un tema assoluto. Ci hanno risposto picche, cioè il PNRR non si tocca. Non si tocca e quindi insomma noi dobbiamo fare la partita con i giocatori che abbiamo, non con quelli che vorremmo acquistare, evidentemente. Però la Regione ha questo grande ruolo di interlocutore con il governo centrale e noi faremo da ufficiale di collegamento fra le esigenze delle nostre imprese e il governo, quindi noi lo stiamo già facendo con il Comitato Tecnico Scientifico. Lì sono stati confezionati tutta una serie di progetti fatti con le aziende, pronti per essere messi a bando nel momento in cui escono i bandi del PNRR, proprio per bruciare i tempi. Dopodiché rimane sempre il grande tema di questo paese malandato, per cui c'è questa visione romanocentrica che sembra che sia la panacea di tutti i mali, quando in realtà dovrebbe partire dal territorio e arrivare a Roma. Solo così noi potremo dare risposte effettive, ma sappiamo che Roma da questo punto di vista è sorda. Ma ci basti
basti vedere insomma quanto tempo è passato, no? Quanto sta durando questa battaglia per l'autonomia, no? Noi abbiamo un countdown infinito ormai dal referendum e insomma adesso c'è stata anche la proposta del Partito Democratico di rivedere, no? Quelli che erano i dettami della contrattazione, rischia di allungare ancora di più secondo lei? Ma continuiamo così all'infinito, cioè noi ogni 2 o 3 mesi ci rivediamo, qualcuno propone qualcosa di diverso, un altro propone una modifica, poi ne parliamo in Consiglio dei Ministri, poi vediamo in Commissione e continuiamo così. Dopo uno si chiede per quale motivo c'è una disaffezione da parte dell'elettore nei confronti dei partiti. Questa è la motivazione, è questa, e cioè i partiti, il governo, il Parlamento vanno a una velocità e la vita reale va a tutt'altra velocità. Questo è il tema fondamentale, per cui anche qua io mi sono stancato. Adesso mi dicono che c'è la possibilità di arrivare alla legge quadro, ma io sono un ottimista nato, per cui ci voglio ancora credere. Dopodiché non dovesse andare nemmeno questo, saranno i parlamentari che andranno dai veneti a spiegare perché non ce l'abbiamo, perché io francamente ho aspettato anche troppo. Grazie Assessore, conosciamo bene insomma la parte che lei ha giocato in questa partita e anche noi in qualche modo siamo in attesa perché il popolo si è espresso sostanzialmente e questa è democrazia. Grazie Roberto Marcato per essere stato in nostra compagnia, so che alle 12:30 lei deve scappare, l'abbiamo tenuta qualche minuto in più, arrivederci, grazie. Grazie a voi, davvero un piacere. Buona giornata. Allora noi continueremo a parlare di caro materie prime, di caro energia e lo faremo con il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Tra pochissimo andiamo in pubblicità e poi lo avremo qui in studio con noi. A tra poco. Parliamo un attimo di Covid e andiamo nel Padovano perché lo ricorderete, il famoso padiglione 6 della Fiera è stato il primo punto di vaccinazione in provincia di Padova. Nei giorni di picco sono state più di 3.000 le dosi inoculate, al momento sono più di un centinaio. Ora l'ULSS 6 ha deciso che il 1° luglio l'hub chiuderà e questo è anche un segnale per noi. La nostra intenzione è fare una ammaina bandiera praticamente dal 1° luglio. Anche ringrazio tra l'altro per la disponibilità, come tante volte ho rappresentato la cosa, sia il presidente dell'ente Fiera sia il sindaco appunto di Padova per la disponibilità e l'aiuto che ci hanno dato, oltre che l'azienda ospedaliera. È un simbolo chiaramente perché chiudere significa che in questo momento la copertura vaccinale, la pressione comunque della pandemia del virus è tale per cui appunto possiamo effettivamente permettercelo. L'hub vaccinale al padiglione numero 6 della fiera dell'azienda ULSS 6 Euganea chiuderà il 1° luglio. La situazione epidemiologica al momento lo consente. Resteranno attivi per vaccinazioni e tamponi i distretti e l'ospedale ai Colli. Non si può però dichiarare chiusa l'emergenza. Nessuno ha la sfera di cristallo per dire che cosa succederà in questo autunno. Certo è che noi dobbiamo essere pronti per affrontare, in base alle indicazioni che riceveremo dalla Regione, dagli organi preposti a livello nazionale, praticamente dobbiamo essere pronti appunto ad operare nel miglior modo possibile. Intanto l'ULSS 6 ha firmato un protocollo d'intesa con i pediatri di libera scelta per unificare in tutta la provincia il servizio ai più piccoli, garantendo anche maggiore reperibilità dei medici. Sul piano erogativo dell'assistenza la cosa più importante è sicuramente che tutti i pediatri sono in una forma associativa. Tutti i pediatri quindi in collaborazione tra loro nella forma associativa danno una apertura coordinata dei propri studi per almeno 8 ore al giorno. Quindi tutti i bambini, tutti gli assistiti possono trovare sul territorio un pediatra dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19 tutti i giorni feriali. Questo dà la possibilità appunto di coprire completamente l'intera giornata. Entra la Paola.
Allora vediamo i dati, no? Visto che stiamo parlando di Covid. In Veneto sono stati registrati 3.932 casi di Covid, ovviamente nelle ultime 24 ore portano il totale a 1.716.332 i casi dall'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala 19 vittime con totale dei decessi a 14.563, quindi sono quasi 15.000 le vittime del Covid in Veneto. Dall'inizio della pandemia scende il numero attuale dei pazienti positivi, che sono 53.295, negli ospedali tuttavia crescono i ricoveri in area medica, che sono 808 più 20, calano di poco, meno 2, quelli in terapia intensiva, che sono 41. Quindi anche per leggervi un dato di attualità che va a contestualizzare il servizio che vi abbiamo appena dato. La campagna vaccinale segnala 762 dosi somministrate ieri, come al solito in prevalenza si parla di terze dosi, da qui la decisione dei direttori generali delle ULSS del Veneto di iniziare in qualche modo a smantellare i punti vaccinazione che sono stati creati sul territorio e che sono stati così importanti ovviamente per tutta la popolazione. Allora, dovrebbe essere con noi adesso, me l'hanno appena fatto entrare, gli diamo il tempo di sistemarsi un attimo, come avevo accennato, il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Presidente, se vuole lei è libero anche di togliere la mascherina, visto e considerato che siamo fuori dallo stato di emergenza, anche se i dati non lo testimoniano, ma abbiamo ovviamente le distanze dovute. Eccolo qua, ve lo presento, Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Presidente, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie, forse le abbiamo fatto fare le corse in questa giornata, ma la sua presenza è quanto mai importante, perché abbiamo alcuni temi decisivi. Prima di parlare di lotta all'abusivismo, Confartigianato ha creato lo spot Tolleranza Zero, perché soltanto così si lavora bene e si dà valore anche a chi lavora in legalità, in tutta legalità all'interno della categoria. Però prima volevo toccare con lei un attimo il tema dell'aumento del costo delle materie prime, perché abbiamo visto insomma anche sul Gazzettino questa ampia pagina in cui il grido d'allarme ora è serio e concreto, perché i cantieri pare che si stiano bloccando, che le aziende non prendono più lavori, quasi pare sia meglio pagare le penali piuttosto che andare avanti. Quindi a questo è arrivato l'aumento di cui noi parliamo ormai da un mese, ma quindi la situazione è diversa rispetto a un mese fa. Beh, sicuramente sì, diciamo che questo aumento ingiustificato, perché dobbiamo dire anche che all'interno di tutto questo c'è anche un forte grado di speculazione su questo, e pertanto oggi non si riesce più a contenere quei costi dove comunque gli appalti già eseguiti anche nelle opere pubbliche questo succede, e quello che succede anche poi nel reparto del privato sicuramente ci sono delle grosse difficoltà. Pertanto oltre al fatto dell'aumento ingiustificato delle materie prime, dell'energia, la difficile reperibilità di alcune materie prime sicuramente porta a questa situazione dove che qualche azienda o rifiuta il lavoro sinceramente, oppure dobbiamo dire che il committente in questo caso si deve assumere questo onere in più, che non è poco, stiamo parlando nella media di aumenti del 20-25%, anche 30%, certe materie prime sono Secondo lei qual è la vera cifra reale di aumento e dove sta la speculazione invece? Guardi, mi permetto di dire che negli ultimi anni, specialmente nel settore edile, gli aumenti sono stati poco, o vorrei dire anche irrisori per quanto riguarda il prezzo di mercato. Questo però oggi, questo aumento è insostenibile, secondo me l'aumento ci stava del 2, 3, 5% massimo, che era comunque una cifra che si poteva comunque assorbire, il mercato poteva assorbirla benissimo. Senta, pagare una penale che cosa vuol dire in questo caso per un'azienda artigiana? Allora, diciamo che nella parte pubblica, nel settore pubblico, questo è qualcosa dove qualcuno ha firmato un contratto e se lui non fa i lavori entro i tempi e dentro i modi, cioè nel rispetto delle regole che prevede il contratto, lui deve comunque pagare una penale. Se però io devo fare il lavoro e comunque alla fine pago un 25% in più le materie prime, sostanzialmente mi conviene evitare di fare il lavoro e pagare la penale. Nel privato
Stato è un po' meno questa situazione, però diciamo che la difficoltà è comunque arrivare dentro i tempi, perché se pensiamo oggi con il 110 che bisogna comunque ha spostato adesso il 30 di giugno, l'hanno portato al 30 di settembre, ma comunque un'incombenza è dopodomani. E quindi... Poi c'è tutto il tema della cessione del credito, no? Su cui voi avete questo, diciamo, questo è stato lo spartiacque che ha fatto sì che comunque questo incentivo, questa possibilità di cedere il credito ha fatto partire molte attività, perché sostanzialmente noi cediamo quanto credito, quanto ci si vuole, quanto la norma prevede, però andiamo oltre a quello che sono le possibilità di un recupero IRPEF che potrebbe avere il privato, nel senso, se io pago dovrei pagare 1.000 euro all'anno di IRPEF e questo lo recupero in 10 anni, io con la cessione del credito posso arrivare a comunque cedere 100.000, 200.000, non è un problema. È questo che ha fatto la differenza, che ha fatto scattare tutta questa corsa a questo incentivo del 110. Presidente, cosa potrebbe aiutare a sbloccare la situazione? E poi le associazioni di categoria che potere hanno, che ruolo hanno in questo? Beh, il nostro potere, diciamo, è quello di sostenere i nostri associati, i nostri artigiani. Il potere, oggi c'è una richiesta di lavoro incredibile, in provincia di Treviso abbiamo tutti impegnati, tutti al lavoro. Questo è sicuramente una bella cosa, sicuramente ci sono questi aspetti un po' negativi della questione dell'aumento delle materie prime, però quello che chiediamo noi è quello di comunque aiutare queste imprese, aiutare anche i nostri operatori, i nostri artigiani, i nostri addetti, i nostri dipendenti, dove che il costo del lavoro deve sicuramente costare meno. Cioè non è possibile noi continuare ad andare avanti in queste situazioni dove non c'è manodopera specializzata, abbiamo difficoltà a reperire tutta la manodopera che ci serve, però se facciamo le ore straordinarie le paghiamo un 30% in più. Ecco, questo è un tema su cui Confartigianato Marca Trevigiana e comunque anche a livello nazionale ci stiamo battendo per questo, insomma. Quindi la fotografia che lei ci restituisce è questa, no? Il lavoro c'è. Ci sono quindi anche le assunzioni, i dati di Confartigianato parlano di un più 45%, assunzioni a tempo indeterminato nel trimestre segnano il più 52% sul 2021, a tempo determinato più 43%, in apprendistato più 41%, quindi veramente stiamo parlando di un periodo particolarmente florido di crescita. Sì. Però il costo delle materie prime rischia di frenare anche, no? Il costo delle materie prime sicuramente, come dicevo prima, ma un altro grande problema è il fatto che i tempi di realizzazione che ci hanno dato sia per il cosiddetto PNRR sia per il 110, chiamiamole così, sono troppo ristretti. Non possiamo noi continuare con una forza lavoro 10 proporsi di fare lavoro per 100, non c'è possibilità. Poi è chiaro che qui scatta un po' di tutto, scatta il piccolo abusivismo, scatta il fatto che ti fai anche le 8, 9, 10 ore di straordinario alla settimana e questo è qualcosa che è controproducente sia per l'impresa e sia per il nostro dipendente, in quanto anche lui va a essere tassato questo maggiore introito e quindi è qualcosa che è controproducente. Ed è per questo anche che voi in questi giorni avete in qualche modo lanciato questa task force contro l'abusivismo, no? Perché lei ci sta dicendo che l'abusivismo in qualche modo è una delle conseguenze collaterali, un po' come quando ne parlavamo in pieno Covid, no? Che anche lì voi avete detto attenzione, ci sono delle regole, guerra all'abusivismo, no? Perché altrimenti andrebbe insomma, a gettare fango sulla categoria e non sono queste le intenzioni. Adesso vi faccio vedere, chiedo alla regia di mandare in onda le immagini di questa campagna, che se volete è anche una campagna simpatica, perché avete utilizzato la tecnica del fumetto, che è una inusuale, voglio dire, no? per lanciare un messaggio. Quali sono un po' i dati dell'abusivismo sul territorio? Noi siamo messi bene, però dobbiamo... Sì, diciamo che in provincia di Treviso noi siamo al 70° posto in tutta Italia, quindi vuol dire che siamo ben messi, non siamo
in una buona posizione. È chiaro che comunque i numeri sono un po' sempre importanti, si parla di un circa un 12% ancora di attività fatta in maniera non legale. Questa è una campagna che noi stiamo lanciando perché sicuramente serve a salvaguardare innanzitutto i nostri artigiani, i nostri soci, ma serve anche a salvaguardare quelle che sono poi le attività che questi soggetti un po' abusivi vanno comunque a rilasciare nel territorio, sia molte volte quando ci sono situazioni dei servizi alle persone e sia anche nel comparto edile, mi permetto di dire, dove che poi non c'è certificazione, non c'è documentazione, quindi secondo lei, per come è stato immaginato questo bonus 110, ha favorito un po' il proliferare, proprio perché c'era tanta domanda, no? Il proliferare di questo fenomeno? Guardi, adesso io le spiego un tecnicismo in un secondo. Tutto quello che è fuori dal 110 il committente se lo deve pagare, e quindi non so, il rifacimento dell'impianto elettrico, tutto quello che non va nel 50% se lo deve pagare. È chiaro che se questa cifra io non la dichiaro, è vero che gliela pago, ma la pago comunque con una scontistica superiore rispetto, quindi mi passi il 110 per certe cose, è stato un incentivo un po' all'abusivismo. Poi è chiaro che noi arriviamo anche ad una situazione un po' più grave, la pandemia, non nascondiamolo a nessuno, cioè ci ha lasciato con tanto bisogno di lavorare, no? Sì, però per dire, le faccio un esempio, le estetiste non servivano che lavorassero in negozio, loro si alzavano, qualcuna e andava fuori, lo faceva fuori, quindi c'è stato qualcosa che ha provocato tutta una serie di situazioni che stiamo vivendo oggi. È chiaro che questo qui dovrebbe essere un po' rallentato e stoppato a favore di tutti, io dico dei cittadini, degli operatori e di tutto il nostro sistema del mercato, e poi di questo paese, che comunque alla fine qualcuno dovrà rimanere a pagare le tasse se vogliamo che vada avanti. Senta, proprio perché diciamo lo slogan della campagna è mettetevi in buone mani, come fare a riconoscere quando non siamo in buone mani? Ci sono dei campanelli d'allarme? All'inizio si dovrebbe chiedere innanzitutto se l'operatore che arriva in casa rilascia regolare fattura, documento e già legale. Da qui si parte. E già da qui. Poi è anche vero che si può chiedere che alla fine rilasci comunque un certificato di idoneità, un certificato che chiarisca, insomma, dove con le sue credenziali conferma quello che è stato fatto da questo operatore. Quindi già questo è un campanello d'allarme importante. Senta, in qualche modo prima lei ci parlava, ci ha dato i dati del lavoro, che sono dati assolutamente incoraggianti, quindi si cerca forza lavoro. Quanto è qualificata la forza lavoro che state vedendo? Un'altra delle notizie che in qualche modo noi abbiamo seguito in questi mesi era la mancanza di professionalità. Allora, così per come è strutturato il sistema di scuola-apprendistato, secondo lei funziona? E se non funziona, cosa manca? Guardi, per l'apprendistato diciamo sta funzionando bene, non sono molti anni che abbiamo anche noi come Confartigianato ci siamo messi a lavorare su questo, però posso assolutamente assicurarle che sta funzionando molto bene. I giovani che escono da queste scuole, da questi istituti professionali, sono gli operatori che sono ricercati dalle nostre aziende, perché è chiaro che è un lavoro duplice che stiamo facendo noi e con le scuole. E qui mi permetto di dire che molti dirigenti scolastici su questo tema ci sono venuti incontro e li devo assolutamente ringraziare. Poi è anche vero che queste situazioni vanno viste un po' alla lunga, perché non possiamo pensare che dobbiamo affrontare solo il tema dei giovani. Ci sono anche persone che oggi per una serie di situazioni sono uscite dalla loro attività e quindi pensare a trovare un nuovo lavoro dove comunque possono trovare ancora dignità senza dover lavorare chissà dove. Quindi essere riqualificati, essere riformati. Una riqualificazione sicuramente importante, questo lo possiamo fare anche attraverso il nostro sistema Confartigianato, perché abbiamo una società di formazione che è pronta a reperire queste persone che comunque non sono proprio giovani e comunque riconvertirle e portarle in massimo termini di sicurezza in un'altra attività. All'interno di un'impresa artigiana quanto si investe nella forza lavoro? Anche perché anche qui la formazione deve essere, immagino, continua. Guardi, io continuo sempre a dire
che tutte le attività che si fanno sono tutte attività che comunque sono assolutamente aggiornate, nel senso bisogna essere aggiornati sui materiali, sui prodotti, su tutto quello che serve, quindi è difficile stabilire quanto, ma sicuramente tanto su questo, posso dire sicuramente tanto, perché se vogliamo rimanere nel mercato e ricordiamo che l'Italia è in un mercato mondiale, quindi le richieste che arrivano da tutto il mondo sono sicuramente particolari e se riusciamo a fare questo vuol dire che tutti gli imprenditori ci mettono del suo per farlo. Quindi Presidente, siamo competitivi? Assolutamente sì. C'è qualche settore, secondo lei, su cui, anche alla luce un po' di quello che ci viene chiesto, cioè della direzione che stiamo prendendo, la transizione energetica, l'innovazione tecnologica, cioè l'Europa ci chiede di andare verso quella direzione, secondo lei a che punto siamo? Allora, le difficoltà sicuramente nascono dall'acquisto delle nostre materie prime, sì. dall'acquisto sostanzialmente dell'energia. E in Italia non c'è mai stato un piano industriale sull'energia e quindi questo lo pagheremo sempre fino a che non ci decidiamo di smettere di acquistare da fuori ed avere un'autonomia, anche se acquistiamo da fuori, ma avere un'autonomia sufficiente che ci permetta di calmierare questi prezzi. Sulla competitività, nella qualità non c'è paragone, perché dall'alimentare alla meccanica, tutto quello che ci mettiamo dentro, alla moda e quant'altro, siamo sicuri perché lo vediamo dai dati. Il problema è continuare a permettere alle prossime generazioni e ai giovani di continuare su questa strada, perché sicuramente tutta l'attività che è stata fatta in questi anni da tutto il comparto Italia, su tutti i settori, ha fatto la differenza e dovremo continuare a farlo per i prossimi anni. Quindi ecco, lei dice, e qui io forse vorrei tornare alla sua proposta iniziale, quella di lavorare sul costo del lavoro, sul costo degli straordinari ad esempio, no? Certo. Perché anche questo può essere un volano importante. Secondo me è l'unica strada oggi questa, perché diamo la possibilità a imprese e anche a operatori, quindi ai dipendenti, di poter comunque fare qualche ora in più, portare a casa qualcosa, però con un netto sicuramente importante. Cioè, se dobbiamo continuare sia noi, cioè imprese, sia i nostri addetti a pagare le tasse su questo, sicuramente non andremo da nessuna parte, ma questa è una prerogativa che il governo credo abbia già sotto la lente di ingrandimento. Sembra sempre che noi vogliamo togliere qualcosa, ma dobbiamo assolutamente pensare a questo prossimo futuro che noi abbiamo davanti, assolutamente prendere in mano questa questione del PNRR, perché è un'opportunità che non possiamo lasciarci passare assolutamente per noi e per questo Paese, però d'altra parte dobbiamo comunque mantenere tutto quello che è alta, l'attenzione sulla sicurezza, sulle intrusioni mafiose, su tutto quello che c'è, perché poi è una cosa che comunque va sempre vista all'interno di questo settore, di questo mercato. Ecco, lei ha toccato il tema delle infiltrazioni mafiose, anche qui secondo lei il Covid ha fatto danni ingenti tra le imprese artigiane, lei ritiene che abbia aperto la strada? Sì, c'è stata questa situazione, pertanto non possiamo negarla. Oggi noi pensiamo che le infiltrazioni mafiose arrivino chissà dove, chissà come, ma le infiltrazioni mafiose arrivano anche con 5.000 euro che poi te li prestano, cioè non è che pensiamo che arrivino con i milioni di euro. Qui le nostre piccole aziende sono sicuramente sotto la lente di ingrandimento e abbiamo sempre detto, lo continuo a dirlo, che in qualsiasi momento che qualche azienda sia in difficoltà, noi siamo in grado di verificare e dargli una mano in maniera tale anche con il nostro istituto del credito, e quindi cercare di dare una forte possibilità perché questo non avvenga, perché poi quando si è entrati in quel giro non c'è più nulla da fare. E poi lì rischia anche la storia di un'azienda, no? Perdi l'azienda. È sicuro, dopo poco tempo non sei più tu il capo, il titolare dell'azienda, quindi la perdi. Certo. Ma oltre a perdere l'azienda, che è già tanto da perdere, puoi perdere anche la casa e qualcos'altro, insomma. Le ha conosciute storie di questo tipo lei, Presidente? Sì, ci sono, sì. Qui nel Trevigiano? Sì, anche piccoline che sembra impossibile che ci siano, però ci sono. Senta Presidente, l'ultima battuta le chiedo, stiamo vedendo un po' le politiche del governo anche a favore degli autonomi, dal decreto aiuti a questi bonus una tantum, le piace questa impostazione?
Guardi, personalmente io non sono per i bonus, io sono per qualcosa che sia strutturale, che rimanga, quindi uno si sa organizzare, sa quello che deve fare, sa come investire. Oggi le grandi difficoltà di molte aziende che stanno crescendo e vogliono crescere è proprio quello di capire se vale la pena di investire oppure no, o quanto investire, perché è proprio questa, c'è una confusione, diciamo, a livello generale, a livello internazionale, questo vabbè, lo sappiamo, però quello che ci provoca di più difficoltà a noi è proprio quello che non abbiamo regole certe in Italia, non abbiamo capacità di capire cosa può avvenire nel prossimo futuro. Le faccio un'ultima domanda che forse è un po' una provocazione, ma oggi su uno dei giornali locali c'è l'intervista dell'assessore al turismo Federico Caner, che dice: riapriamo i flussi alle migrazioni, quindi cerchiamo stranieri perché ci manca forza lavoro. In questo caso ovviamente il terreno è quello del turismo e stiamo parlando degli stagionali. Ce ne sono pochissimi, la stagione turistica nelle nostre spiagge fa fatica a partire proprio perché non ci sono questi lavoratori. C'è lo stesso problema anche nei settori, ad esempio, dell'edilizia e dell'artigianato? Secondo me il problema è un po' diverso, perché comunque noi non abbiamo bisogno propriamente di manovalanza, poi è chiaro che quando arriva la formiamo, però purtroppo i tempi sono quelli che sono, quindi abbiamo bisogno oggi di persone formate, di persone con manodopera specializzata. Per carità, può andare bene anche domani, però se il governo capisce che comunque non può restringere in pochi mesi tutte le attività del 110 e quello che sarà poi del PNRR, perché anche qui il 2026 e dopodomani dobbiamo... Ce la facciamo con i tempi, Presidente? Io spero di sì, è un'opportunità che non dobbiamo perdere, assolutamente. Grazie, allora ci congediamo con questa speranza e con questo buon auspicio, ovviamente. Sì, siamo partiti con i dati legati all'aumento delle materie prime che in qualche modo stanno bloccando i cantieri anche qui nel nostro territorio. Avremo poi un assessore del comune di Montebelluna che probabilmente confermerà quello che lei ci sta dicendo, però i dati sul lavoro sono buoni e abbiamo un'opportunità che non dobbiamo assolutamente lasciarci scappare. Siamo tutti attori di questo grande cambiamento. Grazie a Oscar Bernardi, Presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, grazie davvero per essere stato con noi. E noi di PNRR tra pochissimo parleremo con Paola Roma, Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2, perché tutti i progetti presentati per il sociale sono stati approvati e tra pochissimo ne parleremo. Ma intanto apro una parentesi legata a quello che sta accadendo attorno alla 93esima adunata nazionale degli alpini, tantissime le polemiche, poi vi faccio vedere il post che ha pubblicato l'assessore Giampaolo Bottaccina, assessore alla protezione civile, su Facebook. Ma intanto vi facciamo sentire le parole dell'assessore al lavoro Elena Donazzan. Sempre a fianco degli alpini, perché li conosco, perché li conosciamo, perché sappiamo che quando c'è una dunata fanno innamorare le città, cambiano il volto in positivo, e a me pare invece una strumentalizzazione politica contro gli alpini e quello che rappresentano. L'assessore regionale Donazzan si schiera al fianco delle penne nere dopo le segnalazioni di presunte molestie durante la 93esima dunata degli alpini dello scorso fine settimana a Rimini. Alla vicenda oggi si aggiunge un nuovo capitolo con una petizione online che al momento ha raccolto 11.000 firme per chiedere la sospensione delle adunate annuali per 2 anni, in modo tale, spiega l'autrice dell'iniziativa, da dare un chiaro segnale che in quanto cittadini non siamo più disposti ad accettare un comportamento simile, svilente per le donne e per tutte le minoranze. È necessario che il Consiglio degli Alpini prenda dei seri provvedimenti. E proprio ANA, nelle ore immediatamente successive alle prime segnalazioni, era intervenuta con una nota. L'Associazione Nazionale Alpini prende ovviamente le distanze, stigmatizzandoli dai comportamenti incivili segnalati, che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodisce e porta avanti. L'ANA inoltre, continuava il comunicato, fa notare che ci sono centinaia se non migliaia di giovani che, pur non essendo alpini, approfittano della situazione. Aspetto questo rimarcato anche dall'assessore Donazzan. Molti non sono alpini, si comprano un cappello finto da qualche ambulante e poi figurano così di essere parte del gruppo. Una vicenda che per Donazzan va chiarita fino in fondo.
Non mi convince nemmeno che si parli e non ci sia ancora nulla di dimostrato e si faccia veramente solo della polemica. L'assessore poi ricorda chi sono gli alpini sempre in prima linea quando accade un'emergenza in Italia o all'estero, che si tratti di un'alluvione, di un terremoto o della pandemia. Sono quelli, ricordo anche a chi ha fatto polemica, che hanno tenuto giorno e notte aperti i centri per le vaccinazioni. Sono quelli che hanno raccolto 116 milioni in ore lavoro donate, sono volontari veri, vanno difesi e tutelati. E se qualcuno con l'occasione di una donata si è infilato a fare cose che non dovevano essere fatte, questi saranno puniti. Ed è di questa mattina il post, come vi dicevo, dell'assessore Bottacin, collega dell'assessore Elena Donazzan, proprio dedicato agli alpini, in difesa degli alpini. Questo è il post, ma vi facciamo vedere anche le foto che ha postato Bottacin. Il testo dice: questi sono gli alpini, 4 milioni di ore di lavoro regalate alla collettività. Senza dubbio, se qualcuno tra le decine di migliaia di partecipanti ha commesso reati, va condannato senza se e senza ma. Ma la foresta che cresce è quella fatta da uomini e donne animate da spirito di solidarietà difficilmente riscontrabile. La prima frase che ci fu detta dal caporale istruttore quando entrai in caserma fu: ricordatevi che quando si chiede se c'è un volontario, l'alpino risponde sempre presente. Poi dai numeri: nel Triveneto gli alpini della protezione civile sono 5.400, in Lombardia ed Emilia 4.000, con il doppio degli abitanti. Nel solo 2021 gli alpini della protezione civile hanno regalato alla collettività 4 milioni di ore di lavoro. Vi facciamo vedere anche le foto, ovviamente il post era corredato da questa fotografia, assessore Bottacin insieme agli alpini che ovviamente noi abbiamo visto in tantissime situazioni, insomma, dall'alluvione, poi anche con il Covid, li ricorderete, sono stati loro ad aiutare la protezione civile a distribuire le mascherine, il cibo per le persone quando eravamo in pieno lockdown, sono stati loro a ricostruire, riaprire l'ospedale di Valdobbiadene, che divenne poi di fatto un ospedale Covid, c'era bisogno di posti letto, loro non si sono tirati indietro. Quindi 4 milioni di ore di lavoro per gli alpini del Veneto, e questo è il post che ha postato su Facebook l'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Torniamo a parlare di PNRR, vi presento il nostro prossimo ospite, Paola Roma. Buongiorno sindaco e presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS2, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo parlato con il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana di questi fondi del PNRR, ma condizione per poterli spendere era quella di presentare dei progetti che fossero approvati, e la notizia bella che vi diamo qui in questa sede è che per quanto riguarda il settore del sociale tutti i progetti sono stati approvati, quindi un grandissimo lavoro di squadra, progetti che ora dunque sono finanziati. Paola Roma, intanto facciamo un passo indietro, ci racconta l'iter. L'iter sicuramente va dato un grandissimo lavoro degli ambiti territoriali sociali, in questo caso di Treviso, Conegliano e Castelfranco Veneto, che naturalmente hanno fatto un lavoro di squadra assieme ai comitati dei sindaci e successivamente alla regione, proprio perché prevede appunto che siano gli ambiti ad inviare i progetti del territorio al Ministero. Appunto di ieri la conferma del finanziamento, un lavoro di squadra con l'azienda sanitaria, questo ci tengo a precisarlo, perché questi progetti che arrivano agli ambiti territoriali hanno sicuramente una ricaduta nei piani di zona, che diventano fondamentali per la previsione di questi progetti anche trascorsi i 3 anni per cui sono stati finanziati. Quindi davvero un lavoro di sinergia con l'azienda sanitaria e di messa a sistema anche con le altre 2 presidenti dei comitati, con Lisa Tomasella e Annalisa Rampin, di un lavoro di comitati che si sono susseguiti, che hanno occupato i sindaci anche più volte durante la settimana per andare ad approvare queste progettualità. Piano di zona che cosa vuol dire? Il piano di zona è la pianificazione territoriale della parte sociale che viene approvato dai comitati e dalla conferenza dei sindaci ed inviato alla regione non solo per quei progetti che riguardano il territorio, ma anche dal punto di vista delle strutture, e quindi in questo caso aree anziani, minori, disabili, non autosufficienti, che andranno a cadere sul territorio. L'assessore Lanzarin, l'anno scorso avevamo fatto un piano straordinario proprio collegato al Covid, ed ora arriverà poi l'addendum da parte appunto della
dall'assessore, che verrà poi declinato nei piani di zona. Dico che la nostra azienda sanitaria, assieme ai sindaci appunto e a tutti i comitati, ha fatto un grandissimo lavoro di squadra, perché grazie anche all'ufficio di piano i vari tavoli hanno continuato a lavorare, e questo ha permesso una sinergia con gli ambiti territoriali, con i loro uffici proprio dei servizi sociali dei vari comuni e poi i rappresentanti territoriali, che hanno permesso di mettere insieme proprio tutti i comuni, tutte le istanze del territorio, per presentarle ovviamente sotto il profilo ministeriale. È diventata fondamentale importanza anche il punto di ragguaglio con la Regione del Veneto e quindi con l'assessore Lanzarin, proprio perché questo ovviamente necessita di una programmazione che non si fermi i 3 anni. Quindi questo aspetto ha avuto un gioco di squadra, l'aver fatto quadratura sul territorio con tutti quanti. Sono soddisfattissima, e come me anche gli altri presidenti dei comitati, perché davvero è stata una risposta di squadra in questa nuova modalità operativa, che è quella degli ambiti territoriali, sulla quale si andranno poi a declinare le varie parti del sociale. Quindi credo che sia fondamentale, anche perché interviene su quelle che sono le necessità del territorio. Abbiamo l'area a sostegno delle capacità genitoriali, e la prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Nel caso specifico stiamo parlando proprio di un progetto rispetto alle educative domiciliari, il cosiddetto progetto Pippi, ma poi anche tutte quelle attività di prevenzione all'istituzionalizzazione della persona anziana, e quindi ad evitare che questa persona ovviamente sia all'interno delle strutture e quindi possa essere tranquillamente anche gestita da parte del territorio. Qui un gioco di squadra importante lo è diventato con la telemedicina, quindi con tutta questa progettualità, ma non solo, anche quella parte di assistenza domiciliare che già i nostri comuni erogano sul territorio, assieme anche all'assistenza domiciliare integrata che già l'azienda sanitaria eroga per i propri settori, ma un lavoro di squadra che permetta ovviamente di evitare che il paziente debba recarsi necessariamente nella struttura ospedaliera, ma possa essere utilizzato a questa modalità per il territorio. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di interventi che aumenteranno la qualità della vita delle persone, perché lei ha nominato i bambini disabili, le famiglie in difficoltà e gli anziani, che in qualche modo sono le categorie più deboli della nostra società, e è sicuramente un segnale il fatto che tutti i progetti siano stati approvati e dunque siano stati finanziati. Sì, è fondamentale importanza, è proprio anche il collegamento con la missione 6, che è quella della sanità, che è quella che abbiamo condiviso con la nostra azienda sanitaria e che si raggruppa all'interno delle cosiddette case di comunità, come l'assessore Lanzarin ha più volte citato, che deve essere un lavoro di squadra del territorio, l'evitare l'istituzionalizzazione della persona. Quindi in questo caso sicuramente lavorare di squadra di territorio ha portato a questi ottimi risultati di un lavoro davvero sinergico, e questo lo ripeto perché è un territorio che davvero si è presentato compatto e ha cercato di intervenire in tutte le linee, avendo ovviamente dei risultati importanti. Quindi l'ammissibilità ovviamente alla progettualità, ripeto, anche in questo caso un lavoro che ha permesso anche alle IPAB del territorio, perché il PNRR non ha risposto alle esigenze anche delle nostre strutture, dei nostri centri servizi, ma una modalità per cui attraverso i comitati dei sindaci, attraverso gli ambiti territoriali, è possibile fare squadra e avere anche questa disponibilità con loro di arrivare sul territorio. Allora andiamo a vedere un po' i soldini, no, che arriveranno. Io ho in mano il documento che lei mi ha appena portato. Allora, distretto Asolo Castelfranco ci sono 29 comuni afferenti, distretto Pieve Conegliano 28, distretto Treviso 37, in totale sono 94, e l'importo a finanziamento, messo a finanziamento, sono 17.584.500, giusto? Esattamente, questo è il totale per tutta la provincia di Treviso, suddiviso poi nei 20 milioni. nei 3 ambiti. Sicuramente è un importo molto importante, ma soprattutto che vede un grandissimo lavoro di squadra e davvero una presenza capillare anche dell'azienda sanitaria sulla questione, che è necessaria, e come diceva ovviamente l'assessore regionale, il Ministero ovviamente ha obbligato di inviarli nella piattaforma, ma è necessario poi prevedere che questi proseguano nel territorio e nel tempo, e quindi la necessità che fossero previsti poi all'interno dei piani di zona. Quindi ci sarà poi ovviamente un'attività di verifica e di messa a terra di quello che è stato in qualche modo predisposto. Facciamo degli esempi concreti. Sì, dove saranno investiti questi sicuramente soldi? Si parla per esempio degli interventi che possono essere fatti con attività di co-housing, e quindi prenderanno questa strada attraverso la parte
proprio del progetto di vita indipendente della persona disabile. Quindi con la costruzione di strutture. Con la costruzione di strutture, quindi finanziamenti in conto capitale, ma poi finanziamenti collegati ai progetti, quindi per esempio di evitare il burnout degli operatori sociali e quindi dei progetti calati su questo, ma soprattutto anche tutta quell'attività appunto di telemedicina che può sicuramente aiutare anche attraverso i centri servizi di avere capillarmente questo tipo di interventi e quindi non la necessità di portare l'anziano a fare direttamente la visita all'interno della struttura ospedaliera, ma di farla sul territorio. E come dicevo, questa per l'appunto ben si presta appunto dall'altra parte al collegamento con le case di comunità che appunto sono attraverso la missione 6 rispetto all'area salute. Quando potremo in concreto vedere i primi risultati? Penso alla telemedicina, cioè quando questi soldi verranno poi... Guardi, un esempio nel nostro piccolo che abbiamo portato, lo ricordate, tamponi nei comuni, per esempio, anche lì questa è stata un'opportunità di mettere già a sistema che attraverso un PC, un collegamento e la possibilità appunto di fare il tampone, i dati fossero inviati direttamente alla microbiologia, da lì venissero appunto analizzati e arrivasse l'esito del paziente. Quindi in questo caso già si è proceduto in questo. In più, grazie all'azienda sanitaria, al direttore dottor Benazzi e al dottor Rigoli, con i sindaci abbiamo individuato che questi strumenti che servivano per i tamponi nei comuni ora sono all'interno delle strutture dei centri servizi proprio per permettere altri tipi di attività e quindi implementare questo tipo di intervento sul territorio. Credo che questo sia stato un ottimo esempio di come anche poi riutilizzare in una modalità piuttosto che in un'altra, perché se ci fosse la necessità sono strumenti che possiamo riprendere e riutilizzare nei comuni e quindi anche una certa efficienza nelle modalità operative. Senta, stiamo parlando di sanità e di efficienza. Ovviamente non può non venire in mente anche a chi ci ascolta il grande problema legato alla carenza dei medici di base. Quindi sul territorio, alcuni giorni fa abbiamo raccontato la storia di un comune piccolo, 3.000 e rotti abitanti, il comune di Agna, siamo nel Padovano, dove non c'è più un medico di base, ci sono 3.200 persone, compreso il sindaco, che non hanno medico di medicina generale. Noi abbiamo seguito questa questione, un problema annoso per tutto il territorio, lei se ne è occupata. Come siamo messi e che cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, noi come sindaci è già da 2 anni che con il direttore facciamo un punto proprio che riguarda non solo i medici di medicina generale ma anche i pediatri in libera scelta, anche poi la continuità assistenziale e anche i medici che ci sono all'interno delle case di riposo e quindi dei centri servizi. Sicuramente le zone carenti sono un numero di medici mancanti e che va circa su una 70, quindi stiamo parlando di una situazione di questo tipo. È chiaro che diverse sono le attivazioni che abbiamo cercato di fare assieme all'azienda sanitaria e grazie al direttore, al dottor Benazzi, si è anche fatto un lavoro di squadra con le parti sindacali, perché è stato istituito un tavolo in cui ci siamo ritrovati sia con l'azienda sanitaria, con i sindacati, con quindi CGIL e CISL e UIL, unitamente appunto all'azienda sanitaria, che ovviamente apriamo adesso alla parte anche dei medici per portare delle proposte ovviamente. Sotto questo aspetto già l'assessore Lanzarini, in quell'aumento del massimale che era stato fatto proprio nella prima deliberazione che è stata fatta quest'anno a febbraio, è diventato importante già questo per cercare di destinare alcuni pazienti anche in altre aree. Le risulta che sia stato accettato perché era una libera scelta? Sì, non tutti lo hanno accettato, ma buona parte lo hanno accettato. È sicuramente stato un primo intervento che è stato fatto, sicuramente anche in un recente convegno che è stato fatto proprio dalla SPCGL su questo, una delle tematiche era l'aumento proprio della possibilità agli specializzandi di avere più pazienti. Questo è fondamentale perché diventa anche questo uno snodo. È chiaro che le fasce più deboli della popolazione, di cui tutti quanti noi siamo preoccupati, perché significherebbe spostarsi in altri territori. Allora, rispetto a questo tipo di intervento io credo che ci voglia anche in questo caso un lavoro di squadra, una volontà da parte di tutti di addivenire ad un risultato, ognuno per la propria parte. Credo che la Regione, con il provvedimento che sta portando in discussione, dia la possibilità di aumentare anche la parte degli specializzandi e quindi a dare un'opportunità in più sul territorio. Lo sappiamo che avremo 4 anni in cui ci troveremo a dover subire questa situazione di una carenza che, ripeto, è strutturale, perché le facoltà a numero chiuso non sono una novità e, voglio dire, erano già presenti prima in questa situazione. Quindi gli specializzandi. Senta, ma la figura delle USCA, quelle che abbiamo imparato a conoscere in periodo Covid e che si vociferava avrebbero potuto ad esempio andare a rimpolpare il personale all'interno delle guardie mediche, mi viene in mente la guardia medica di paese che fu chiusa proprio perché non c'era personale. Sì, dove
sono state sicuramente buona parte ci sono questo tipo di interventi. Ricordiamo che ancora abbiamo delle attività che sono già aperte, però ripeto, non vanno di certo a risolvere un problema, quindi interveniamo con alcune unità. Anche la situazione rispetto anche agli infermieri di famiglia, il problema è che si fanno i concorsi, si fanno i bandi, ma naturalmente non ci sono persone che poi vi partecipano, quindi è un problema strutturale nel quale ovviamente abbiamo la necessità, e lo facciamo in ogni conferenza di sindaci in cui il direttore va a comunicare i dati, di lavorare insieme, come insieme abbiamo cercato di gestire un po' tutte le tematiche che sono emerse. Sicuramente è una possibilità che viene data. Un'altra proposta che abbiamo fatto è anche questa, rispetto al spostamento della cartella clinica, perché poi ci troviamo quando un medico appunto chiude, cessa la propria attività, che ci fosse la possibilità, ma su questo ovviamente sarà il Ministero a dare la valutazione eccetera, ed è emersa all'interno della nostra conferenza di sindaci con il direttore, di fare questa proposta che la cartella clinica possa essere inviata già prima del pensionamento di questo medico al medico che sarà il sostituto del paziente, perché si rischia, ed è già una maniera per limitare anche il traffico delle persone che si devono spostare, poi andare alla ricerca del vecchio medico per avere la documentazione e poi portarla al nuovo medico. Quindi questi sono dei piccoli accorgimenti, se vuole anche operativi, amministrativi, ma che possono permettere naturalmente da un'altra parte di agevolare anche questo tipo di passaggio. È normale che l'azienda sanitaria sta facendo di tutto per cercare di spostare eccetera, però dobbiamo anche ricordarci di 3 punti. Il primo, che chiaramente abbiamo situazioni in cui ci sono dei medici che hanno veramente delle difficoltà dovute anche alla gestione pandemica, li abbiamo dappertutto, ma l'abbiamo su tutto il personale sanitario, non possiamo dimenticare gli OSS, gli infermieri eccetera, quindi anche questa è una situazione. E poi dobbiamo pensare anche rispetto alle necessità sul territorio che ci sono, che magari un medico può scegliere una zona piuttosto che l'altra e quindi avere questa valutazione diversa. Ripeto, la normativa della legge Bindi di cui si parlava, la 299, nel pubblico impiego spiega perfettamente questo tipo di intervento. Però quindi ci sono degli anelli deboli, no, all'interno della normativa, che quindi come dei buchi, no? Nazionale. Sicuramente io credo che anche già il fatto dei numeri della medicina chiusi non abbiano portato sicuramente a questo tipo di interventi. Io le porto un esempio di un mio cittadino di Ponte di Piave che adesso fa il medico odontoiatra proprio all'estero, lui ha la mia età e di certo non è potuto entrare qui in Italia, è entrato lì, adesso al suo studio sicuramente non rientra, quindi abbiamo anche un'altra sfaccettatura che è questa di chi ovviamente ha provato, ha tentato, non è riuscito ad entrare nel concorso, non è riuscito a specializzarsi, è andato all'estero e adesso che si è instaurato lì sicuramente non pensa di poter rientrare. Abbiamo anche queste situazioni. Senta Paola, le chiedo di attenderci pochi minuti perché mi vorrei collegare, l'ho visto già collegato, Alberto Maschio, rappresentante degli albergatori di Jesolo del Litorale, proprio perché stiamo parlando di assunzioni di posti di lavoro e approfitto della sua presenza perché lo vedo già collegato per agganciarmi a questo tema. Alcuni giorni fa noi abbiamo mandato in onda un servizio che ha fatto discutere, avevamo un'albergatrice proprio di Jesolo che ci ha raccontato di non poter aprire uno dei suoi ristoranti perché non trova lo chef e di conoscere in zona Piazza Mazzini, sicuramente voi conoscerete, sapete di cosa sto parlando, siamo nel cuore proprio di Jesolo, alcuni chioschi non trovano personale, quindi devono tenere aperto soltanto all'ora di pranzo. Intanto Alberto ci conferma questa situazione e nel concreto quante sono le strutture, magari anche a livello percentuale, che dovranno fare delle rinunce quest'anno a causa di mancanza di personale? Allora, io mi auguro nessuna, parto dalla fine, diciamo così, mi auguro nessuna struttura perché auspico che sotto data, così che in corsa all'ultimo minuto si riescano a chiudere gli organici delle nostre strutture, quindi quello che è un tema ormai all'ordine del giorno, il reperimento del capitale umano, è evidente che diventa una problematica centrale nella nostra attività, quasi più di quella finanziaria, mettiamola così, perché il nostro tipo di attività senza i nostri collaboratori, senza quel capitale umano appunto è impossibile farla. Noi eroghiamo servizi, li eroghiamo ai nostri ospiti, a farlo sono i nostri collaboratori, senza di questi è impossibile. È chiaro che non scopriamo nulla di nuovo, guardate, è una situazione che si protrae da anni. Ahimè non mi conforta sapere che non è una situazione che riguarda solo il nostro comparto ma anche molti altri. Io non più tardi di questa mattina con un fornitore con 3 posizioni diverse, da magazzino a uffici
commerciali a ufficio direzionale e non trovano figure, parliamo di strutture di vendita, quindi in piccole industrie e comunque hanno problematiche. Questo è evidente che sia l'argomento più impellente da affrontare nell'agenda della politica, nell'agenda delle imprese e nell'agenda sociale in generale. È chiaro, ripeto, che è una situazione che si protrae da anni e che il Covid ha solo accentuato e aumentato nella sua misura, tant'è che, se non sbaglio, parliamo dell'85% di aumento di licenziamenti. Quindi evidentemente questa idea che ci ha fatto capire il Covid, l'importanza del tempo libero, l'importanza della qualità del tempo a nostra disposizione, certamente è vero, però forse ha accentuato quella che è una situazione già presente, non certo che si palesa oggi per la prima volta. Secondo lei uno dei problemi è anche che manca manodopera straniera? La guerra e il Covid ha chiuso i confini? Guardi, la manodopera straniera, diciamo così, negli anni è andata via via rimpiazzando un po' di quella locale. Parlo in particolare dell'Alto Adriatico. Negli anni, nella storia della costruzione del fenomeno turistico dell'Alto Adriatico in generale, molto del capitale umano delle nostre aziende veniva spesso dal sud, dalla Puglia, dalla Campania, dalla Sicilia, ma insomma da molte regioni. C'è stato un periodo in cui gli chef erano tipicamente abruzzesi, insomma. Oggi parliamo di regioni che nel frattempo si sono evolute molto sotto il punto di vista turistico e che quindi riescono a trattenere anche in casa un po' di concittadini, insomma di operatori. Certo. E quindi manca un po', quello è stato rimpiazzato nel tempo un po' dal personale straniero. È chiaro che oggi non facciamo più distinzione nelle nostre aziende, sinceramente, stranieri e italiani, tant'è che poi, insomma, vista la clientela che abbiamo, vanno bene entrambi. Qua oggi si parla di qualità dell'offerta turistica che rischia di essere messa in discussione, perché non solo mancano numericamente, ma ahimè a volte mancano qualitativamente. E va fatta prima di tutto un'autoanalisi interna, cosa che stiamo facendo già da qualche tempo, perché certamente una parte probabilmente della situazione, forse il mondo delle imprese ha contribuito a generarla, le dimensioni medie delle nostre imprese che non permettono la scala sociale, diciamo così, all'interno, la carriera cosiddetta all'interno delle nostre strutture, perché spesso sono piccole, il problema della stagionalità, insomma ci sono molti fattori. Il problema del sottopagamento, guardi, voglio pensare che sia un fenomeno molto isolato e anche condannabile, perché fanno concorrenza sleale e mettono in difficoltà chi invece cerca di operare correttamente. Noi, tra l'altro, parentesi veloce, stiamo anche in questi giorni incontrando la triade sindacale per costituire un nuovo progetto che non c'è oggi sul mercato, mettiamolo così, ovvero una piattaforma di premialità e di welfare territoriale che quindi risponda alle esigenze di tutta la costa veneta per poter garantire premialità e welfare ai nostri collaboratori, quindi proprio per andare incontro a quelle che sono le necessità di oggi. Dall'altro ci vuole formazione. Pensavo mi parlasse di una piattaforma per incrociare la domanda e l'offerta. Guardi, quello ci abbiamo provato. Noi negli anni scorsi abbiamo realizzato più di un cosiddetto job day, ovvero momenti proprio di incontro domanda-offerta. Quest'anno abbiamo soprasseduto perché purtroppo, e ne abbiamo avuto un esempio perché qualcun altro ci ha provato anche nella nostra località, ma con scarsissimo successo, oggi è un metodo che non funziona più. Vi dico che, tra l'altro, prima dello scoppio della guerra eravamo proprio intenzionati ad andare a farne uno all'estero. Volevamo proprio andare nei mercati di Romania e Polonia, c'era una grande carenza l'anno scorso di personale di housekeeping, di cosiddette donne ai piani, quindi volevamo organizzare un momento dove andare noi a reperirli direttamente sui mercati esteri. Poi insomma un po' la guerra ci ha fatto desistere da questi progetti, ma certamente lo riprenderemo nel futuro. Va fatto tanto, ma credo che, ed è quello che professo al tavolo con i sindacati in questi giorni, ripeto, è una partita che va affrontata quasi a livello sociale, quindi ci devono essere le parti imprenditoriali, sindacali, e non può mancare questa volta la politica, deve prendersi le sue responsabilità perché deve supportarci in questa emergenza. Secondo lei dovrebbe essere rifinanziato il reddito di cittadinanza? Guardi, io non metto in croce il reddito di cittadinanza. È stato citato come una delle cause della mancanza di stagionali. Ecco, corretto, è una delle cause, non è la causa, perché se ci nascondiamo dietro il reddito di cittadinanza, guardate, rischiamo di trovare qualche politico che domani lo toglie e pensiamo di aver risolto il problema. Non sarà così,
evidentemente non sarà così, certamente non ha aiutato, come non ha aiutato la modifica di qualche anno fa della NASPI, quindi della cosiddetta disoccupazione. Ripeto, è un insieme di fattori, non c'è la bacchetta magica, qua va fatto un percorso a medio termine, perché a breve termine non ci saranno soluzioni facili, ma va fatto fin da subito, perché altrimenti rischiamo veramente di compromettere quella che è la caratteristica fondamentale della nostra offerta turistica nazionale, che è quella di puntare sulla qualità. E la qualità la si fa con le persone di qualità, formate per erogare qualità, però dobbiamo riuscire ad attrarle in qualche modo. Senta, le faccio commentare delle dichiarazioni che leggo sul Corriere del Veneto di questa mattina, che sono dell'assessore Federico Caner. L'articolo titola: lavoro, ora la Lega vuole gli stranieri, servono rinforzi per salvare il turismo. Litorale senza stagionali, è quello che in qualche modo stiamo dicendo, bisogna riaprire i flussi. Prima i flussi autorizzati erano sufficienti, ora non lo sono più, serve personale subito. Si trova d'accordo con questa riflessione? Guardi, se questa è la soluzione del problema mi trovo d'accordo, mettiamola così. Ripeto, non risolverà neanche questo, saranno dei palliativi, ma vi faccio un esempio, noi pecchiamo purtroppo, e parlo del nostro sistema del turismo, ma so che è una problematica che hanno anche in altri settori, quindi forse è veramente più sociale la problematica, perché mi domando dove lavorano a questo punto, se tutti i settori hanno questo problema. Faccio un esempio: la Liguria recentemente, se non sbaglio, adesso non ho visto ancora il provvedimento, ma sta stanziando dei fondi come regione per incentivare l'allungamento stagionale delle assunzioni, quindi i 6 mesi evidentemente non bastano più, daranno dei contributi per mantenere in carico il personale anche fino agli 8 mesi, 9 mesi, che è quello che chiediamo da una vita, no? Quindi una sorta di sgravio contributivo per poter garantire maggior periodo di assunzione al nostro personale, quindi essere più appetibili, perché guardate, il problema poi è di ogni singolo lavoratore della stagionalità. Non gli fanno un mutuo in banca, non gli fanno un finanziamento perché ha un'assunzione stagionale, ha problemi di accesso al credito, quindi ripeto, la situazione è molto più complessa. Certo. Quindi lei dice riqualificare un po' lo status dei lavoratori stagionali in modo che il lavoro stagionale possa anche tornare ad essere attrattivo. Assolutamente sì, guardi, c'è una cosa che mi piacerebbe e apprezzo molto del percorso che sta facendo ad esempio il G20 delle spiagge d'Italia, no? Quel gruppo di sindaci delle più importanti località balneari, ovvero il riconoscimento di status di località balneare. Ora loro lo fanno soprattutto ai fini amministrativi, quindi per gestire meglio la macchina pubblica, e mi sta bene. Mi starebbe ancora più bene se questo concetto fosse poi diramato su tutte le varie declinazioni, ovvero riconosciamo la stagionalità. La stagionalità è un dato di fatto, non l'abbiamo voluta noi, perché se io potessi tenere aperto in maniera proficua l'albergo 12 mesi l'anno lo terrei volentieri aperto, però evidentemente la stagionalità, e l'Italia vive per il 60% di stagionalità dei propri flussi turistici, è un tema. Quindi se riconosciamo la stagionalità, ecco che quei principi di contrattualità e contrattazione a livello nazionale, dove possiamo prevedere appunto questi sgravi contributivi, perché se riconosciamo la stagionalità da aprile-settembre, se io li assumo da metà febbraio a fine ottobre, per quei mesi in più mi garantite la possibilità di rendere più sostenibile quell'assunzione, certo, perché diversamente non sta in piedi. E qui stiamo parlando poi alla fine di welfare sostanzialmente, no? Perché esattamente. Alberto, grazie per la sua testimonianza che ci aiuta a capire, no? E dà un contributo in più rispetto alle storie che stiamo raccontando in questi giorni, quindi davvero grazie, arrivederci, ci riaggiorniamo, la stagione turistica è già partita comunque. Grazie Alberto Maschio. Allora Paola Roma, torniamo, abbiamo citato anche il reddito di cittadinanza che insieme al reddito di emergenza ci sta facendo raccontare delle storie di cronaca molto pesanti, con i vari furbetti, reddito di cittadinanza percepito indebitamente, poi il reddito di emergenza, anche qui nel Trevigiano la Guardia di Finanza ha scoperto anche dei migranti che ne avevano fatto richiesta. Allora che cosa passa attraverso i comuni di queste richieste di aiuti e di bonus? Ma guardi, sicuramente una cosa importante che abbiamo cercato di fare è una collaborazione con l'INPS, perché ovviamente attraverso il programma SIUS, che ricordo essere nazionale, abbiamo la necessità di aver fatto squadra per inserire anche lì tutti i dati, e in questo aggiungo anche l'ultima opportunità col portale di Veneto Lavoro, che appunto va ad integrare anche la disponibilità e diventa necessario, perché porto l'esempio, anche per il reddito di cittadinanza i nostri comuni si sono trovati in difficoltà, perché anche lì ci sono sentenze che dicono che i comuni dovrebbero far lavorare queste persone sul territorio. Sì, ma chi dà
un controllo a queste persone, cioè ci sono delle persone che possiamo mettere a fare determinati lavori, ma se non possiamo avere più assunzioni di dipendenti, se abbiamo sempre quegli operai che possono seguire queste persone, come facciamo veramente a creare dei progetti possono ad essere hoc? prese e messe? Certamente, perché ogni caso è a sé, quindi io dico se una misura deve anche essere utilizzata per dare appunto un aiuto anche ai comuni, queste persone però devono essere in grado di fare le attività che ogni comune normalmente eroga. Sicuramente è diventato importante questo lavoro fatto con le nostre assistenti sociali e con l'INPS anche di Treviso, proprio per inserire questi dati, non inserire solo quelli ma anche tutti quegli strumenti e quei contributi che proprio le amministrazioni danno anche attraverso i bandi e le modalità anche per controllare queste, ovviamente con tutte quelle misure che arrivano dal punto di vista della regione. È chiaro che avere insieme tutto questo diventa fondamentale, ma nel momento in cui stiamo facendo questo lavoro, adesso con l'assegno unico ci troviamo in una situazione in cui non riusciamo a vedere, se non con un'autocertificazione o con la buona volontà di quello che ci porta l'utente, cosa può prendere questo di assegno unico. Quindi con l'INPS ci siamo attivati per avere la possibilità di verificare attraverso i nostri servizi sociali queste situazioni, perché a volte magari ci troviamo con persone che hanno magari un 900 euro che percepiscono di assegno unico, cosa che adesso ovviamente passa direttamente, quindi non perviene. Il reddito, sta parlando di 900 euro? Dell'assegno, per esempio percepisce una persona 900 euro come assegno unico sostanzialmente, ma noi non abbiamo gli strumenti per vedere dove emerge questo, quindi non è inserito tra le possibilità che i nostri servizi sociali possono verificare all'interno del programma SIUS, quindi è una necessità che assieme all'INPS stiamo cercando di portare avanti, perché questo ci permette ovviamente di avere un controllo anche di queste ulteriori situazioni. Anche per la gestione delle risorse del sociale. Sicuramente, perché ricordiamo che il sociale non è solamente, cioè le nostre assistenti sociali seguono il RIA, il REI, il reddito di cittadinanza, tutti i vari sussidi che si susseguono. Tra le altre cose c'è tutto quello che noi diamo all'azienda sanitaria per l'attività delegata per il sociale, quindi ulteriori fondi per assistenza scolastica per i minori, disabili, la parte degli anziani, più tutto quello che ovviamente ci arriva dallo Stato come semplici giratori da dover girare i soggetti. Senta, l'ultimissima domanda che le faccio è questa. In apertura abbiamo raccontato di quanto l'aumento dei costi delle materie prime stiano bloccando i cantieri. Ci sono anche molti comuni che stanno pagando questo prezzo e hanno dei cantieri che sono fermi, oppure devono hanno un bando per fare, non so, ristrutturare una scuola, ma non si presenta nessuno perché non è più conveniente. Sta capitando anche a lei? Le dico, per le semplici attività anche noi dobbiamo fare un intervento di manutenzione, stiamo aspettando da 20 giorni che arrivi il materiale sostanzialmente, quindi è un po' generalizzato dalle grandi opere anche alle piccole opere, quindi credo che in questa situazione insomma dovrebbe lo Stato centrale attivarsi per cercare di aiutare in queste condizioni, perché davvero ogni giorno abbiamo delle situazioni diverse, differenti, che non c'erano prima, con un aspetto sociale che, ripeto, l'emergenza, lo si diceva, da sanitaria diventerà sociale, il sociale prende più dell'80% di tutto il nostro lavoro quotidiano che andiamo a fare. Oltre a questo tutta la parte che ci preoccupa degli adolescenti e quindi la gestione anche con le scuole e tutte quelle attività che, come dicevamo prima, anche il PNRR passano attraverso i comuni, quindi un lavoro che va da questo oltre a tutte le emergenze che siamo abituati normalmente a vivere e quindi ci tiene veramente con il fiato sospeso ogni minuto. Sì, è appena finito lo stato di emergenza da Covid, adesso abbiamo tante altre emergenze da gestire. Grazie Sindaco e Presidente per averci raccontato, questa è un po' la fotografia di quello, intanto del meraviglioso risultato raggiunto per quanto riguarda i fondi che saranno destinati al sociale e che fanno parte del PNRR, e poi anche averci raccontato un po' insomma, che cosa c'è sulla scrivania di un primo cittadino tra varie problematiche, e questo 80% che comunque rimane sempre comunque destinato al sociale. Quindi grazie Paola Roma per essere stata con noi. Vi faccio vedere ora le previsioni del tempo, pochi secondi di pubblicità, poi dovremo riuscire a collegarci con il nostro Lucio Zanatto, parleremo di cereali e aumenti anche in questo caso, e poi abbiamo un dibattito politico legato al lavoro e alla parità di genere. A tra poco. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta.
Bentrovati al meteo. Tempo stabile per l'espansione dell'alta pressione che trascina con sé una massa d'aria calda di origine subtropicale. Primo assaggio di caldo estivo con valori sopra la media del periodo. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di giovedì 12 maggio sarà decisamente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Nel corso del pomeriggio qualche piovasco sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno, sulla zona montana qualche possibile rovescio pomeridiano, specie sulla Carnia. Temperature minime sui 14-17 gradi, massime invece sui 22-28 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dopo il dissolvimento di qualche nube bassa mattutina, il tempo risulterà soleggiato. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Allora, ben ritrovati, 13:42 circa, torniamo e come promesso siamo al dibattito politico, abbiamo riservato l'ultima parte di questa edizione per affrontare una serie di temi e cercare di capire diversi rappresentanti della politica come entrano nelle tematiche che vi proporremo dal loro punto di vista. Avete visto che abbiamo parlato di caro energia, caro materie prime con il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana e poi fondi per il sociale e il sì che è stato dato al finanziamento attraverso il PNRR, quindi anche qui il buon lavoro di squadra che è stato fatto tra i sindaci della Marca, ma poi oltre al tema del lavoro ce ne sono tanti altri. Quello del reddito di emergenza, parleremo anche di Alpini con questa petizione che vorrebbe abolire le adunate nazionali per almeno 2 anni alla luce di quello che è accaduto. Vi presento gli attori che insieme a me contribuiranno a questa tavola rotonda. In studio con me c'è Antonella Tocchetto per il Partito Democratico. Antonella, buongiorno. Grazie a tutti e grazie ai telespettatori. In collegamento abbiamo Erika Baldin, Movimento 5 Stelle. Buongiorno Erika. Sì, grazie dell'invito. Eccoci Erika, alza un po' il volume. Sì. Eccola, benissimo. Ti sentiamo forte e chiaro, grazie Erika. E poi abbiamo Lucrezia Favaro per Fratelli d'Italia, assessore a Montebelluna, forse non è ancora collegata. Ok, fatemi sapere, eventualmente la contattiamo. Allora partiamo subito con Antonella. Avete notato, sono 3 donne, perché vorrei partire proprio dal caso Franchi, questa imprenditrice del mondo della moda che ha chiaramente fatto capire che per assicurare, per avere una continuità nel mondo del lavoro e quindi in qualche modo avere la possibilità di fare carriera all'interno di un'azienda, i figli sono scomodi, le lavoratrici giovani sono scomode. È una dichiarazione molto forte che ha creato un vespaio di polemiche e ha dato il via a un dibattito. Allora Antonella, lei è avvocato, quindi insomma libero professionista, lei la sua carriera se l'è fatta da sola, poi in politica, quindi sa che cosa vuol dire? Allora, so che cosa vuol dire, io anche non sono sposata, quindi per me è più facile, ma non è che non sono sposata per lavorare, sono state vicissitudini di vita. Io ho sentito più volte quell'intervista della Franchi, tra l'altro gira tantissimo sui social e soprattutto su TikTok. È il punto di vista di un imprenditore, però c'erano anche imprenditori più illuminati. Io ricordo la Salomon che ragionava completamente in modo diverso. È ovvio che se tu hai una famiglia sei meno impegnata, perché anche la testa è sicuramente sui figli, ma essere imprenditori è una cosa, essere liberi professionisti è un'altra cosa. Io adesso poi col Covid noi facciamo molte udienze da remoto, per cui io posso farlo anche a casa mia, però partiamo da tutte quelle donne in difficoltà. Ho appena lasciato una ragazza di 36 anni
single, con difficoltà di lavoro, l'ho sentita al telefono, ha una malattia importante per la quale io vorrei che se ne parlasse anche in televisione, l'endometriosi, che non è una cosa che ti destabilizza, e lei mi raccontava tutta la difficoltà sia della malattia ma anche della difficoltà del lavoro con la gestione di una madre single. Quindi la Franchi ma anche la Tocchetto sono privilegiate, fanno un lavoro, l'imprenditore sicuramente importante, faticoso, ma da essere un capo. Io posso gestirmi il mio tempo, ma se una è separata da sola, problemi di lavoro, guardate che in giro, cioè, fanno ancora firmare le lettere in bianco, e allora quello che dice la Franchi lo dice da un piedistallo. La situazione della gente normale, della gente in difficoltà, di quelle che passano attraverso il mio studio, che si separano e devono trovarsi un lavoro, giustamente, ma fanno difficoltà, è tutto un altro mondo. Non si rispettano gli orari e i tempi di gestione dei minori, non si rispettano le necessità. È vero che ad esempio i pubblici esercizi cercano persone per lavorare il sabato e la domenica, ma nel grande calderone ci va anche la mamma single che ha bisogno di lavorare e che però alle 7 di sera o lavora o si trova una babysitter, o lavora o lascia il figlio a casa da solo. Qualche volta, lo dico, tanto nomi non li devo fare, mi dicono: guardi che lascio il bambino a casa da solo. Io dico: è un minorenne, c'è un problema penale, e loro fanno: non ho altre alternative, non ho i nonni. Allora io sulla Franchi dico: lo dice da un luogo privilegiato. Senta, ma questo Family Act che il governo ha presentato, con i patentini per le aziende, con i punti per gli appalti se viene rispettata la parità di genere nell'organico, con il congedo anche per i papà, cosa ne pensa? Allora, io penso che sono tante belle parole, però dovrebbe sapere il governo che noi abbiamo una Costituzione e delle norme del diritto del lavoro che sono amplissime. Se venissero rispettate dai datori di lavoro, molti lo fanno, per carità, non avremmo bisogno del patentino a punti. Poi c'è un problema degli uomini, e chiudo velocemente: gli uomini non sono abituati a chiedere i permessi per gestire il minore o l'infante, e là bisogna che facciamo una rivoluzione culturale. Quindi giustamente lei dice non è detto, no, che se c'è una necessità in famiglia debba sempre essere la donna a coprire quel buco, a coprire però gli quella uomini, necessità. come nelle separazioni, raramente chiedono di adesso c'è la separazione, quindi vengono affidati in tempi di parità, ma di solito se lo tiene la donna. Anche nella separazione l'uomo non dice mai che la collocazione prevalente sia da me, perché gestire un minore è difficile, non c'è ancora una mentalità, bisogna lavorare su questo, ma anche sul lavoro. Sto a casa perché accudisco mio figlio, e non è, lo dico perché tanti vi vedono questa trasmissione, non è una diminuzione per un maschio, anzi è una cosa molto importante per capire il rapporto padre-figlio. Assolutamente, insomma, sono d'accordo anche da mamma, no? Con questi temi, da mamma lavoratrice con bimbi piccoli. Erika, chiedo a lei, allora, le politiche del governo per il lavoro, questo Family Act la soddisfa? Secondo lei c'è qualche anello debole all'interno di questo provvedimento? Ma diciamo che sicuramente è un passo avanti rispetto al panorama che c'era precedentemente, e viene istituito questo assegno unico e universale perché ricomprende tutti gli assegni che c'erano prima di questa misura, e quindi tentando di riorganizzare un po' questa materia, e universale perché viene adatto a tutti, chiaramente modulato rispetto alla soglia ISEE di ogni famiglia, un assegno che spetta ad ogni figlio, quindi per ogni figlio, fino al compimento del 21° anno di età, senza limiti invece di reddito per quanto riguarda i figli disabili a carico. Quindi credo che sia comunque un'ottima misura che va incontro alle famiglie. Vorrei anche tornare anch'io sul caso Franchi, perché mi sono andata a vedere appunto questa intervista, e devo dire anch'io che ho trovato queste dichiarazioni assolutamente allucinanti, e mi stupisce che un'imprenditrice di tale valenza possa aver detto una cosa del genere davanti a tante persone, ed è secondo me anche sbagliata da un punto di vista tecnico, se vogliamo, perché ormai al giorno d'oggi ci sono mamme anche di 40, anche oltre anni, quindi oltre a essere sbagliato per questo aspetto qui,
è anche ingiusto sotto il profilo sociale, perché a mio modo di vedere sia donna che uomo deve avere la capacità di ritagliarsi delle ore di vita propria. Quindi non possiamo pensare al giorno d'oggi che una donna o un uomo, ripeto, possa essere a disposizione del datore di lavoro 24/24, come dice la Franchi. È giusto che ognuno viva una propria vita, che abbia i propri figli, i propri interessi, altri hobby, insomma, siamo esseri umani, non siamo macchine, e questo va detto a gran voce. Secondo lei, Erika, questo è un paese per imprenditori? Il PNRR ha destinato 400 milioni per l'imprenditoria femminile. Ma se guardiamo i dati invece siamo ancora molto lontano, perché appunto abbiamo dei dati sulla parità di genere che ci fanno ben riflettere. La percentuale delle donne impiegate ad alti livelli è molto al di sotto di quella degli stessi omologhi maschi, oppure comunque raggiungono la parità salariale a tanti anni di distanza dalla maternità, e addirittura salta fuori un dato inquietante, che dopo 15 anni dalla maternità abbiamo ancora un gap di 6.000 euro in meno rispetto ai colleghi maschi. Quindi tutto questo ci deve assolutamente far riflettere. Siamo veramente al medioevo sotto questo profilo. E detto questo, per tornare un po' sul punto, appunto dobbiamo assolutamente squarciare il velo di omertà, e se vogliamo trovare un lato positivo di tutta la vicenda Franchi è proprio questo, che da parte sua c'è una verità che viene a galla, che proviene forse da una parte del mondo imprenditoriale, ovviamente non tutto, perché ci sono imprenditori, lo abbiamo visto anche di recente col caso di Ester a Padova, che assumono anche dipendenti che sono rimasti incinte a tempo indeterminato. Infatti finisce sul giornale la notizia, però. Esatto, esattamente, fa notizia, e queste cose non devono più fare notizia, non ci devono sorprendere, devono diventare, diciamo, un modus operandi giusto, e per far questo serve assolutamente che le donne siano aiutate nel mondo del lavoro, ma soprattutto nei tempi di conciliazione famiglia-lavoro. Questo lo dobbiamo La consigliera di parità di genere della Regione del Veneto diceva sempre, a me personalmente diceva sempre: non voglio parlare di conciliazione dei tempi, voglio parlare di armonizzazione, voglio parlare di bilanciamento, perché quando parliamo di conciliazione facciamo vedere che in qualche modo c'è un match, c'è una trattativa. Invece dobbiamo anche iniziare a utilizzare le parole in maniera diversa. Lucrezia Favero, Fratelli d'Italia. Buongiorno Lucrezia, grazie per averci raggiunto. Posso chiedere a lei che effetto hanno fatto le dichiarazioni dell'imprenditrice Franchi? Sì, innanzitutto chiaramente non voglio esprimere dei giudizi morali sulla persona e sull'imprenditrice, perché sicuramente da quello che ho potuto capire Elisabetta Franchi è un'imprenditrice che sicuramente si è distinta, si è fatta da sé, e questo le va comunque riconosciuto. Detto questo, è chiaro che quello che ha detto non può essere certo preso come esempio, e infatti, come veniva ricordato anche prima, per fortuna abbiamo anche esempi di imprenditori che invece nel momento in cui hanno una dipendente che rimane incinta pur avendo un contratto a tempo determinato, per fortuna decidono addirittura di fare un contratto a tempo indeterminato, e infatti è successo a Silea, se non ricordo male, pochi giorni fa, a Villorba qualche giorno fa, insomma, e questo era appunto stato riportato dalle notizie di cronaca come una bella notizia. Detto questo, tornando a Elisabetta Franchi, come dicevamo, sicuramente non è un esempio quello che ha detto, e anzi dobbiamo ricordare è contrario alla nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione vieta ogni tipo di discriminazione e vieta appunto le discriminazioni basate appunto sul sesso. Dire che quindi una donna che ha sotto i 40 anni non può essere assunta, come ha detto lei, perché
altrimenti potrebbe rimanere incinta e quindi lei non la assumerebbe, è chiaramente andare a violare la nostra Costituzione. Detto questo, però, dobbiamo anche rilevare che sempre il nostro articolo 3 della Costituzione dice anche che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza, e quindi qui bisognerebbe chiedersi che cosa sta facendo o comunque che cosa dovrebbe fare la Repubblica, lo Stato, per rimuovere quegli ostacoli che oggettivamente nella realtà accadono. Che è la mancanza di strutture, ad esempio, Assessore, no? Di strutture... Sicuramente. Allora, credo che innanzitutto dovremmo capire e fare forse anche un ragionamento più ampio al di là delle strutture, cioè capire dove stiamo andando, nel senso qual è il ruolo che vogliamo abbia la donna oggi. Perché il ruolo che aveva la donna un tempo era chiaro. La donna stava a casa, aveva dei figli, serviva per procreare la specie. Questo oggi è sicuramente valido, però dobbiamo anche considerare che i tempi si sono evoluti, per cui dobbiamo consentire anche alla donna, se vuole, di poter lavorare, ma allo stesso tempo dobbiamo consentire a chi non voglia lavorare ma voglia rimanere a casa di avere le risorse per poter rimanere a casa e guardare i propri figli, perché comunque è importante che una donna, se lo desidera, stia a casa magari i primi 2 anni per poter gestire al meglio il proprio bambino, anche perché anche qui ci sono comunque degli studi che dicono che è importante la vicinanza fra il bambino e la mamma nei primi anni di vita. Quindi noi dovremmo innanzitutto capire che cosa vogliamo, perché forse è questa la domanda più ampia, e poi nel momento in cui abbiamo capito, e secondo me bisogna dare la libertà alle donne, dare gli strumenti per poter fare quello che vogliono, cioè decidono di lavorare e basta e di non avere figli, chiaramente lo devono poter fare, decidono di rimanere a casa a guardare i figli, e in questo caso lo Stato deve aiutare con degli aiuti alle famiglie, perché con uno stipendio solo sappiamo che è impossibile fare questo, decidono di voler lavorare e allo stesso tempo di aver figli, anche questa possibilità deve essere data con aiuti concreti. Allora io adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, perché precedentemente uno degli intervistati, parlando di carenza di personale, nello specifico era il presidente degli albergatori, si parlava di stagionali, parlava delle politiche assistenziali del governo, e dentro, oltre al reddito di cittadinanza che tutti noi insomma in qualche modo avremmo dato per scontato, avrebbe citato, ha parlato anche della NASPI, che è una delle misure che viene data ad esempio alle donne che stanno a casa, diciamo, o si licenziano, vengono lasciate a casa. Il periodo di licenziamento. Il periodo di licenziamento finché il bambino ha 1 anno, e quindi anche qui poi la difficoltà qual è? Di coniugare delle politiche assistenziali, magari perché appunto ci sono persone che hanno bisogno di stare a casa o non riescono a trovare lavoro, con una giustizia sociale anche. Beh, allora ripeto, intanto ho piacere che l'assessore abbia citato la Costituzione, ed è verissima, ma ripeto, chi conosce il diritto del lavoro sa che ci sono delle norme molto avanti per il nostro diritto, che però, per fare un caso di scuola sempre, in Svezia, guarda caso, non servono neanche le norme, vengono applicate. Nel caso nostro è difficile. Allora, è vero che se io mi licenzio ho il periodo di comporto, quindi ho la NASPI, no, il periodo di comporto è quando sto male, ma comunque ho quel periodo per poter reintrodurmi nel lavoro, ma noi dobbiamo pensare che queste norme, anche di tutela, devono essere applicate alle persone più deboli della società, perché la Franchi e la Tocchetto sono delle fortunate. Io, se avessi avuto dei figli, avevo il mio studio, me lo gestivo e facevo quello che volevo, posso fare l'atto di notte, posso stare col computer a casa. Se io faccio la cameriera, la cosa cambia molto. Allora, tra un periodo nel quale mi sono garantiti dei diritti anche economici, ma quando io vado a lavorare in un bar, lì non ho la nursery e non ho neanche la possibilità di avere una babysitter che mi dà una mano. Ci vorrebbero, come dire, degli sgravi sul poter prendere una babysitter.
prendere una babysitter, perché grandissime donne a 35, 40 anni, 45 non hanno i genitori che le aiutano, prima cosa. Poi parliamo anche delle post quarantenni. Le post quarantenni hanno magari, cosa quasi più difficile del bambino di 2 anni, una fase adolescenziale difficile, e quindi io sono al bar, ma se questo è in giro e si prende a cazzotti nelle baby gang, io non ho la testa per lavorare. Allora è ovvio che se devo lavorare non posso neanche pensare che lo Stato mi tuteli al 100%, ma però se ci fossero delle garanzie, se ci fosse la possibilità che anche il datore di lavoro desse, e c'è nel diritto del lavoro, nelle norme del diritto del lavoro, anche una certa elasticità, allora nell'applicazione delle norme del diritto del lavoro io sarei tutelata. Il problema dalla Franchi al barista Mario è che se tu gli crei dei problemi perché devi tenerti un figlio, dice sai che c'è, ti mando a casa e quindi non ti prendo. Significa in qualche modo adottare una mentalità per cui si dà lavoro anche a quello che è extra lavoro. Ma certo, si dà lavoro, si applicano anche tutte quelle normative di garanzia. Senta Tocchetto, mi collego al reddito di cittadinanza perché soprattutto in questa trasmissione, ma non soltanto, è stato davvero demonizzato da più parti. C'è l'indagine in corso della Guardia di Finanza e poi ci sono anche quelle legate al reddito di emergenza. Migranti pare ne abbiano fatto domanda. Allora anche qui sono 2 bonus, diciamo così, che sono di aiuto: il reddito di cittadinanza e anche quello che vale per gli immigrati. Il problema in entrambi i casi è reddito di cittadinanza. Devo però fare delle politiche che ci sono ma non sono applicate, di accompagnamento al lavoro al 45enne che non ha lavoro, che ha perso il lavoro, che è in difficoltà, che magari ha dei problemi, come dire, anche di instabilità personale, e in quel periodo là do anche a lui un incentivo per imparare anche un mestiere. E però controllo, cioè manca il controllo per quello che riguarda gli extracomunitari. Anche lì il problema è che queste persone, molte di loro, vengono da paesi che sono in difficoltà, e ripeto, non c'è solo l'Ucraina, ma ci sono 19 posti dove c'è la guerra. Sono in difficoltà, non conoscono la lingua, sono analfabeti, ma non nella lingua italiana, in tutte le loro lingue, non capiscono il francese, non capiscono l'inglese, molti di loro hanno avuto la famiglia sterminata. Allora è lì che chi prepara queste domande deve aiutarli, e non, come dire, magari anche in forma leggera, perché io non voglio vedere sempre il dolo, anche in forma leggera fargli firmare delle cose o dei moduli dove loro, se sono in un centro di accoglienza, non possono avere certi sussidi. Questo lo devono fare. Poi alla fine, insomma, ma sì, basterebbe essere seri nel proprio lavoro che si fa. Allora io penso che in alcuni casi nel reddito di cittadinanza le persone siano state lasciate, abbandonate a se stesse, ed è ovvio che queste, non conoscendo niente, ne approfittano. Altri invece, come riguarda la storia dei migranti, bisogna anche capire la loro provenienza, e quindi se il sussidio non gli spetta farglielo capire, ma non fargli firmare moduli a caso che poi li mettono nei guai. Quindi i migranti come possibili vittime di un sistema. Sì, io voglio che questo sia chiaro, ma il sistema non è che agisce sempre in modo doloso, a volte agisce in modo colposo, cioè con leggerezza. Mi dicono alcuni CAF, sono veloce, che anche loro possono aver fatto qualche errore perché hanno una mole incredibile di immigrati e quindi devono gestirla, può capitare l'errore. Baldin, cosa ne pensa lei? Insomma, la politica assistenziale, così è stata definita, ma per voi, che è stata la vostra bandiera, per il Movimento 5 Stelle invece è un aiuto reale e concreto e che ha fatto del bene. Però i casi di cronaca, li abbiamo raccontati anche noi, ci sono stati. Quindi l'anello debole dov'è, e se si può cambiare, dove cercare il cambiamento? Ma allora diciamo che questo numero di irregolari, chiamiamoli così, comunque vedendolo in positivo significa che i controlli vengono fatti, quindi vengono fatti e si trovano anche i furbetti cosiddetti. E penso sia una cosa positiva, al di là del dato, insomma, che qualcuno vorrebbe far passare, che i giovani se ne stanno sul divano a percepire il reddito di cittadinanza, quando sappiamo che la media del reddito appunto è di circa 400-500 euro al mese. Credo che a nessuno venga in testa di vivere serenamente con 500 euro, insomma questa cosa la escludo. Se poi parliamo anche rispetto a quello che appunto dichiaravano i vari presidenti di Confturismo o Federalberghi,
Perfino essi stessi dichiarano oggi che la difficoltà del momento non sta soltanto nel problema, tra virgolette, del reddito di cittadinanza, ma sta anche su aspetti più profondi e sociologici, ovvero che dopo 2 anni di pandemia in cui appunto il turismo ha risentito alla grandissima del Covid, le persone cercano qualcosa di più stabile e quindi magari si dirigono verso altri mestieri più attrattivi anche dal punto di vista economico, ma soprattutto meno altalenanti, ovvero meno soggetti a condizioni appunto legate a calamità o epidemie varie, insomma. Questa dei 2 anni di pandemia è stata un'occasione che veramente ha sconvolto, ha rivoluzionato il nostro modo di pensare. Senta Baldini, mi permetto di interromperla, Erika, solo perché prima avevamo qui il sindaco Paola Roma che, spiegando i limiti del reddito di cittadinanza, dicevano i comuni ci siamo trovati in difficoltà a dare del lavoro a queste persone, perché all'interno del pacchetto aiuti c'era anche il pacchetto lavori socialmente utili, lavori per i comuni. Quindi secondo lei si può migliorare qualcosa? Si migliorerà? Il mondo del lavoro sappiamo essere comunque in difficoltà, perché al giorno d'oggi trovarlo è sempre più difficoltoso, ma soprattutto trovare un lavoro pagato bene è diventato quasi un miraggio. Abbiamo una legge ferma che è quella sul salario minimo. Secondo me, secondo noi del movimento, è il momento di tirarla fuori e di farla approvare il prima possibile, perché conosciamo appunto delle situazioni in cui dipendenti guadagnano 3 euro l'ora, quindi non è la voglia mia di demonizzare o far polemica, però credo sia arrivato giustamente il momento di parlare di questi temi, come succede in altri paesi d'Europa che sono a uno stadio più avanzato del nostro. Questo è sicuramente un tema, quello del salario minimo nel lavoro, che deve essere oggetto dell'agenda politica, anzi direi una priorità, se vogliamo trovare una soluzione a questa crisi. Allora passo il tema direttamente a Lucrezia Favaro. Salario minimo e poi questi redditi dove diverse persone pare abbiano trovato l'escamotage per averli indebitamente. Cosa ne pensa come Fratelli d'Italia? Noi siamo sempre stati contrari al reddito di cittadinanza, proprio perché era evidente fin da subito che sarebbe stato uno strumento fallimentare, e così infatti purtroppo è stato. Questo sostanzialmente perché nel momento in cui tu invece di creare lavoro dai un reddito a prescindere dal lavoro, non puoi fare qualcosa di positivo e che avrà dei grandi risultati, e infatti così è stato. In più c'è stato il problema di questa misura. È vero, vengono fatti dei controlli, però i controlli non dovrebbero essere fatti dopo, dovrebbero essere fatti prima. Questo è il problema principale. E infatti forse se si fosse lasciato più potere ai comuni, che sono più vicini al territorio e quindi conoscono le persone e sanno chi effettivamente ha bisogno e chi no, invece di gestire questo strumento a livello statale e quindi senza la possibilità di avere un controllo effettivo, la cosa sicuramente avrebbe funzionato in modo migliore. Così purtroppo non è stato, e infatti auspichiamo che questa misura venga abolita, perché altro è ciò di cui il Paese ha bisogno, oltre al fatto che poi anche la notizia ultima per cui anche il bonus aiuti, quello di 200 euro, viene dato anche ai percettori del reddito di cittadinanza, per quanto è chiaro che anche loro abbiano delle difficoltà dovute all'aumento dei costi della vita, è chiaro che non può far altro che fare ulteriormente arrabbiare le persone, quindi creare anche un malessere sociale fra le persone. E la vedo anche la Antonella Tocchetto annuire. Allora chiedo alle nostre ospiti di attendere un attimo, perché vorrei andare dal nostro Lucio Zanato, che si trova a Catron. Vediamo se chiedo di perdonarmi perché devo averlo fatto aspettare diversi minuti. Lucio, stanno tornando di moda i grani antichi, ci parlerei di questo, ma spiegaci perché.
Allora, intanto buongiorno a te Anna, buongiorno alle tue gentili ospiti e in genere ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo a Catron, come vedi, nel piazzale della didattica dell'università, dove c'è l'Università degli Studi di Padova, perché oggi siamo a lezione di grani, cioè di cereali. Perché siamo a lezione di cereali? Perché finalmente l'Italia, non solo il Veneto, si è accorta che insomma abbiamo delegato, diciamo così, la coltivazione di cereali che sono fondamentali per la nostra vita, per la vita di tutti noi, a qualcun altro. Allora oggi siamo a lezione qui grazie ai mulini a Racchello, però prima volevo incominciare con il professore Vemerali, che è dell'Università di Padova. E professore, senta, ma è vero che il Ministero vi ha chiesto il censimento sostanzialmente delle schede per quanto riguarda i cereali? Sì, la situazione attuale emergenziale di prezzi elevati delle materie prime e scarsa disponibilità di materie prime anche agricole, frumento, mais e anche oleaginose come la soia, di fatto sta creando grosse problematiche anche per l'industria alimentare e l'industria mangimistica. Hanno chiesto a diversi docenti dell'università di formulare delle linee guida di intervento per aumentare la disponibilità di queste materie prime. Si parla di frumento, di mais e di soia. Ecco, poi tra l'altro una cosa che noi in Veneto abbiamo portato avanti sin dagli inizi del 1920 con delle selezioni. Mi viene in mente così l'Istituto Stampelli che faceva incroci per cercare di migliorare le rese qualitative dei nostri frumenti. Sì, sono ormai vecchie varietà, non sono state abbandonate. Fortunatamente qui in Veneto abbiamo avuto l'Istituto Strampelli che ha conservato centinaia di accessioni di varietà. Noi le abbiamo in parte recuperate, le stiamo moltiplicando per riportarne un po' alla registrazione e alla coltivazione. Ecco, però il Ministero si era dimenticato completamente di voi, perché 20 anni di silenzio e poi tutto d'un tratto il fax, anzi la mail, attenzione, ci siamo le schede per aumentare la produttività. È ovvio che è difficile rispondere in tempi molto brevi, con delle linee efficaci di aumento delle produzioni, e ovviamente la superficie italiana non consentirà mai di ottenere l'autosufficienza, però ci sono degli interventi da fare per stimolare la coltivazione, per aiutare gli agricoltori a coltivare e aumentare la disponibilità di materie prime. Poi torno da lei, ma intanto vado da Stefano Guerrini, perché lui è all'interno del direttore del consorzio dei cereaicoltori e maiscoltori, la Piave, giusto? Del Piave, perché a lui, pensa Anna, hanno chiesto sostanzialmente il censimento di quello che ha nei magazzini all'inizio della guerra, giusto? Sì, certo, a metà del mese di marzo il Ministero, sulla scorta di quelli che sono gli eventi geopolitici che interessano la Russia e l'Ucraina, che ha creato non pochi problemi a livello commerciale per quanto riguarda l'innalzamento dei prezzi di cereali, compreso anche il seme di soia, ha chiesto urgentemente a tutti gli stoccatori, quindi a tutti gli operatori del territorio nazionale, la giacenza dei cereali e dei semelosi alla data del 15 di marzo. Questo per capire quali effettivamente sono le scorte nazionali e per pianificare eventuali misure di emergenza per limitare quello che possono essere gli autoapprovvigionamenti o l'approvvigionamento nazionale. Ricordo che l'Italia ha bisogno per circa il 50% da approvvigionamento da paesi terzi. Ecco, ma arriveremo al razionamento? Io onestamente non credo. Spero. Io spero di no. Speriamo di no, perché potrebbe essere un problema non da poco. Ecco, in una battuta, come sta andando il mais nella nostra zona? Il mais è stato seminato da poche settimane, fortunatamente le piogge che ci sono state, quindi la crescita per il momento sta progredendo bene. Sicuramente ci saranno delle contrazioni per quanto riguarda le superfici complessive investite a mais a causa del costo dei mezzi di produzione, in particolare delle concimazioni azotate, e non da ultimo anche il costo del gasolio, che ormai ha raggiunto quasi il prezzo di €1,50 al litro. Tutto questo mentre i nostri allevatori stanno cercando mais, stanno cercando mangime per i nostri allevamenti, con il rischio che noi non avremo né latte né carne a breve? Sì, purtroppo il costo delle materie prime, in particolare il mais e la farina di soia, sta mettendo in difficoltà gli allevatori, soprattutto quelli del settore lattiero-caseario, perché effettivamente il costo della razione alimentare
è cresciuto notevolmente, che non compensato poi dal prezzo di vendita del latte, e quindi questo potrebbe creare a lungo tempo, nel lungo periodo potrebbe creare dei problemi finanziari per le aziende agricole, e qualcuno potrebbe anche pensare di interrompere l'attività produttiva. Grazie. Per ultimo invece andiamo con Gabriele Racchello, che è il mulino che ha organizzato questa giornata, però la domanda è d'obbligo. Dal vostro osservatorio, secondo voi ci sono delle speculazioni per quanto riguarda i cereali? Ma in momenti come questi, in cui ci sono variazioni importanti di prezzi e situazioni straordinarie, è inevitabile che qualche ritenzione di prodotti ci possa essere, però dobbiamo onestamente dire che la situazione climatica, non tanto in Italia, non soltanto in Italia, ma un po' ovunque, sta mettendo un po' in difficoltà tutte le produzioni di cereali, per cui effettivamente c'è una mancanza di prodotti non tanto legati o non solo legati alla situazione in Ucraina. Quindi è un po' un giro in tutto il mondo la difficoltà legata alla siccità fondamentalmente. Ecco, la giornata di studio che avete organizzato oggi qui con i vostri produttori proprio è in sintonia con un aumento e un miglioramento della produzione. Ma è soprattutto, più che per un aumento della produzione, per cercare di collaborare insieme alle aziende e fare con loro un percorso che permetta di coltivare in maniera diversa. Per noi non è importante tanto la quantità ma il modo in cui si coltiva, perché si parla tanto di sostenibilità, ma noi dobbiamo cominciare a collaborare con gli agricoltori per fare in modo che i trattamenti vengano ridotti il più possibile, le concimazioni siano ridotte il più possibile, e stamattina abbiamo visto degli esperti che ci hanno spiegato come effettivamente con le nuove tecnologie si può benissimo andare verso questo percorso. Esatto, Anna, qui abbiamo visto droni, abbiamo visto robot in azione nei campi, tutto questo però non rimane solo qui, lo porterete anche a Roma. Allora sì, ci è stato chiesto di partecipare mercoledì prossimo a una riunione della Commissione Agricoltura del Senato per portare la nostra esperienza e portare le difficoltà della filiera che noi riscontriamo, noi e le aziende agricole che lavorano con noi. Quindi faremo anche questo tipo di lavoro perché per noi è fondamentale. Ecco, quindi porteranno praticamente i frutti di questa lezione. Anna, se non ci sono domande, a te la linea. Grazie Lucio, chiarissimo, grazie davvero, e un saluto ai tuoi ospiti. Allora noi ci fermiamo, abbiamo visto anche delle belle immagini, andiamo in pubblicità, abbiamo pochi secondi, poi torniamo qui in studio con le nostre 3 ospiti, abbiamo scelto non a caso 3 donne, tra pochissimo un commento su quello che sta accadendo attorno alla 93esima adunata degli Alpini, a tra poco. Eccoci ben ritrovati in diretta con Prima Edizione. Nell'ultima parte, come già accennato, torniamo dalle nostre ospiti per commentare un po' quello che sta accadendo attorno alla 93esima adunata degli Alpini, addirittura con questa petizione che vorrebbe far abolire per almeno 2 anni l'adunata. Si parla di molestie. Oggi in difesa degli Alpini il post, ma non solo, ovviamente tantissime altre testimonianze, ma il post dell'assessore regionale Bottacin. Allora chiedo davvero alle mie ospiti di fare un giro veloce su questo perché abbiamo pochi minuti, ma vorrei il parere di ognuna di loro. Antonella Tocchetto. Allora, velocissima. Allora, se ci sono state delle violenze o comunque degli atti gravi vanno denunciati, lo dico a tutte le donne. Poi io sono anche per capire se veramente dopo un'indagine seria chi siano stati questi. Dubito che siano gli alpini che hanno fatto anche l'adunata a Treviso e che è andata benissimo ed è stata tra le più presenti, ha avuto più gente possibile, e quindi nel 2017 noi non abbiamo riscontrato nulla. Qui io ho l'impressione che ci siano stati degli infiltrati, anche perché sapevo dal 2017 alla donata di Treviso che tutto il gruppo Alpini individuano alcuni soggetti che girano e cercano di limitare quelli che ci sono i controlli. Ci sono assolutamente i controlli. Poi io credo giusto le denunce, giusto verificare, ma fare di tutto un erba un fascio e accusare gli alpini di essere così, diciamo così, un corpo così violento, questo no, perché ricordiamo che nei momenti di difficoltà gli alpini, compreso anche il Covid, ci hanno dato sempre una mano, per cui denunciate, ma scoprite anche chi ha fatto questi atti gravissimi, e lo voglio sottolineare. Baldin, queste accuse di molestie, con queste dichiarazioni di diverse donne presenti.
Ma allora bisogna usare in queste vicende un grande buonsenso e credo che condannare a priori o santificare a priori sia sempre sbagliato. Bisogna capire chi è stato, quanti sono stati. Non sono favorevole a petizioni per chiedere o contro petizioni, mi sembra veramente una cosa insulsa. Anche le difese prese da alcuni assessori le ritengo del tutto insensate, perché appunto bisogna verificare cosa è successo, dato che certamente non erano lì per dire quello che hanno visto, o comunque non potevano essere lì nel momento in cui sono successe queste cose, altrimenti li avrebbero denunciate loro stessi. Quindi capire cosa è successo, non demonizzare. Sappiamo benissimo tutti che gli alpini sono fondamentali, sono stati fondamentali e lo sono tuttora in alcune occasioni di collaborazione e aiuto nei confronti dei cittadini e del paese, quindi assolutamente secondo me adunate vanno promosse, vanno organizzate, si devono perseguire i colpevoli come in tutte le situazioni, non si può assolutamente generalizzare. Lucrezia, chiedo a lei. Ho la sensazione anch'io che un po' con queste petizioni e con questi discorsi veramente eccessivi si stia un po' esagerando. Chiaramente vanno cercati i colpevoli, vediamo se adesso ci saranno delle denunce e verranno fatti degli approfondimenti dalle forze dell'ordine, ma da qui a voler criminalizzare gli alpini, che sono delle persone generosissime, che fanno moltissimo per gli altri, per la loro comunità, e penso anche a Montebelluna e a quanto hanno fatto per noi, mi sembra veramente eccessivo. Secondo lei ritiene che dal movimento Me Too in poi abbiamo un po' enfatizzato il concetto di molestie? Effettivamente la giurisprudenza è molto dura riguardo poi il concetto di molestia o di violenza sessuale. Anche mettere una mano al fondoschiena di una donna può essere considerata violenza sessuale per la Cassazione. Detto questo, io credo che una donna sicuramente non debba sentirsi offesa se qualcuno le dice ciao bella, ciao amore. Questo mi sembra veramente eccessivo. Ma io dico, ha ragione quello che diceva, appunto, che la giurisprudenza è molto seria. Ecco, io penso che sicuramente va tenuto sempre l'attenzione altissima, però l'attenzione va tenuta anche contro quelli che veramente uccidono, rendono le persone invalide, come casi purtroppo successi nel nostro territorio, e dopo 10-20 anni sono fuori dalla galera. Allora forse questo magari dovrebbe essere un po' più equilibrato. Quindi se una persona, se una donna si sente offesa, va denunciato, ci sono tutte le possibilità, perché il nostro diritto ce lo consente. Attenzione però, perché veramente a volte usiamo pesi diversi e ci sono dei casi gravi che vengono decisi e, come dire, finiscono in maniera molto leggera, e questo non va bene anche sulle pene delle persone che poi vanno a violentare, uccidere o rendere invalidi le proprie compagne. Maldin, l'ultimo giro con lei, è stato enfatizzato secondo lei il concetto di molestia, un po' il movimento Me Too ha cambiato un po' le cose anche nella mentalità femminile? Ma sicuramente hanno acceso un faro su molestie o tutto quello che può essere all'interno del mondo del lavoro, che sicuramente c'era, c'è ancora adesso, e credo anch'io, insomma, che la donna debba sempre denunciare ciò che le viene fatto, non si può sminuire o appunto evitare di parlare di certe questioni. Però dobbiamo ricordare che esistono, e quindi chi sbaglia deve pagare, a mio avviso. E ripeto, non si può generalizzare. Siamo uomini e donne tutti diversi, quindi chi sbaglia paga singolarmente, perché appunto la legge prevede questo, insomma, in Italia. Quindi è stato acceso un faro, però non bisogna strumentalizzare, e chi sbaglia paga, bisogna prendersi le proprie responsabilità. Veramente i fatti, perché non si può parlare a priori, a prescindere dai fatti che sono successi, da quello che non possiamo sapere, ovviamente. Da qui, insomma, anche l'idea di annullare una adunata nazionale una decisione a tutti forte. noi è sembrata una decisione forte, decisamente troppo forte. Allora io vi ringrazio davvero per questa bella tavola rotonda. Antonella Tocchetto per il Partito Democratico, Erika Maldin, Movimento 5 Stelle, Lucrezia Favero
Fratelli d'Italia, grazie a tutte voi davvero per il vostro contributo, grazie anche a Renato Capoi e Andrea Basso in regia per questa lunga diretta e a voi telespettatori per averci seguito. L'informazione torna su Antena 3 a partire dalle 18:30. Io vi saluto, arrivederci.